Impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Eccoci qua, siamo in diretta. Buon pomeriggio a tutti. Questo sabato pomeriggio che ci accompagna a Renate Lecco, una sfida che negli ultimi anni insomma si è proposta molte volte, ci ha fatto discutere, ci ha fatto gioire, ci ha fatto penare, però è una partita importante. Lecco che ritrova anche l'ex allenatore Luciano Foschi, scusate Renate, lapsus, Luciano Foschi, che da 2 anni ormai è a Renate, e anche se lo vediamo sempre in giro qui per Lecco, perché lui è rimasto qui di queste parti. Ciao mister Giulio Invernizzi. Ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao Davide Olivieri. Ciao Davide. Buon pomeriggio a tutti. Che torna per l'invito. a farci compagnia, a raccontare con noi questa partita. Fausto Riva in regia, che salutiamo anche Paolo, e andiamo da Benedetta Panzeri, perché come sempre è allo stadio, in trasferta quest'oggi a Meda, dove c'è anche il nostro Matteo Bonacina. Io chiedo a Fausto di alzarmi leggermente il ritorno in cuffia appena possibile, perché non mi sento e non so quindi cosa sto dicendo. Ecco, adesso meglio, grazie Fausto, e così posso sentire anche la nostra Benedetta. Andiamo a vedere subito le formazioni, allora, perché ci sono delle novità. Lecco si dovrebbe schierare con una sorta di 3-5-1-1, cerchiamo di capire la posizione anche di Zanellato, che sarà probabilmente, intanto ecco Fausto le manda in grafica, la posizione di Zanellato potrebbe essere decisiva per capire l'atteggiamento tattico, perché ci sono Metlica e Mallamo a centrocampo, con Critta e Rizzo. Vedremo, se parlavamo con mister, se Critta sarà ancora a sinistra o se saranno invertiti, come è successo con Pellegrino nelle scorse partite. Io ho qualche dubbio. Davanti c'è Sipos con Frigerio in appoggio, dietro probabilmente Tanco a fare il braccetto a destra con Marrone al centro e il buon Romani che si sta disimpegnando bene a sinistra. Renate con, vado in ordine di numero, Nobile, Gardoni, Aurelietto Esposito, Colai del Carro Spalluto, Cadì, Spedalieri, Ruiz e Mastro Monaco. Queste le scelte di Foschi. C'è già Benedetta, Fausto? Eccola qua. Benny, mi senti? Ciao Benny, mi senti? Ciao. Eccola, ciao. Allora, innanzitutto come stai e come stanno tutti gli spettatori dello stadio Città di Meda? Mi senti Benny? Non sento più, abbiamo perso Benedetta. Sento se... Mi senti? Adesso sì, scusa, c'era stato un mancamento della linea. Ok, no, comunque dicevo, ci sono, Che atmosfera c'è? sono pronta. L'atmosfera, allora sappiamo che ci sono tanti tifosi blucelesti. Più di 500, giusto? Sì, ma credo che siamo anche verso 600, perché comunque bene. c'è una notorietà presenza anche in tribuna, e quindi insomma un po' come in tante altre occasioni il Lecco gioca quasi in casa, direi, forse anche senza il quasi, perché ha un grande sostegno, insomma dovrebbe essere da questo punto di vista ancora un Lecco ben sostenuto, ben supportato, Come è accaduto nelle ultime trasferte, insomma. Esatto. Quindi da questo punto di vista, poi anche dal punto di vista meteorologico, devo dire ci sta bene, c'è ancora un po' di sole, quindi non fa troppo freddo. Direi che ci sono tutti gli ingredienti anche oggi per vivere una bella partita. L'unico problema è vedere il campo, no? Dagli spalti, perché è un po' lontano lì al cittadino, guarda, no? in realtà neanche più di tanto, dai. Ok, io mi ricordo che faceva un po' fatica, però sì. No, dai, allora... sono io, mi conosci, sono io che sono abbastanza cieco. No, quindi. allora magari non è come quello, cioè non è un contesto come altri che abbiamo visto di recente, però comunque dai, non è così malvagio da quel punto di vista, sì, c'è la pista in mezzo, quindi non siamo vicinissimi, però dai, assolutamente. non va male. La posizione di Zanellato, Benny, ne parlavamo poi via chat prima della partita con te, è un po' il vero punto di domanda, no? Per capire l'atteggiamento tattico del Lecco di oggi. Sì, allora rimane effettivamente il dubbio, però ci allacciamo un po' alle parole di Valente nel pre-partita. Lui ha detto che comunque aveva già pensato, al di là poi degli infortuni che l'hanno un po' costretto forse a prendere certe decisioni, di avanzare leggermente Zanellato, che tra l'altro forse lo abbiamo già visto agire in quella posizione magari a gara in corso, quando si sono provati
insomma ci sono fatti degli esperimenti tattici diversi. In realtà allora ci viene da pensare, appunto, lasciandoci alle parole di Valente, che lui possa agire in una posizione da quasi trequartista, quindi al fianco di Frigerio, alle spalle di Sipos, però in realtà potremmo anche aspettarci di vederlo a centrocampo, quindi con un centrocampo più rafforzato, un centrocampo solido di quantità, visto che poi c'è anche Mallam ovviamente, e quindi in quel caso ci sarebbe solo Frigerio trequartista. Però ecco, pensando appunto a quello che ha detto Valente, mi viene da pensare che Zanellato questa volta possa davvero essere più avanzato, anche perché l'abbiamo visto che nella posizione che ormai era solito occupare era forse un pelino in difficoltà. Quindi, ma più che altro perché, non tanto perché non sia in grado ovviamente, ma perché comunque è un ruolo anche abbastanza dispendioso, quindi dopo un po' cominciava anche a risentirne a livello fisico. Poi lui non è un giocatore esattamente veloce, quindi magari in certi momenti della partita faceva più fatica. Assolutamente. Però in realtà possiamo vedere, lo vedremo solo secondo me a gara in corso, come davvero si schiereranno. Sì, intanto la grafica di Sky, ti dico, mette Zanellato proprio a fianco di Frigerio, però io qualche dubbio a me rimane. Comunque vabbè, vediamo un pochino. No, ma sono d'accordo, nel senso, ti ripeto, lo potremo capire davvero solo quando vedremo in campo il Lecco. Però c'è comunque questa doppia ipotesi. Mentre vediamo corricchiare il buon Luciano Foschi verso la sua panchina, sì. Un Renate che comunque protagonista di un avvio di stagione altalenante, no? Quindi non si sa che tipo di Renate vedremo, sempre un po' quel dubbio lì. Sì, no, è vero, una squadra che sappiamo ha spesso e volentieri messo in difficoltà il Lecco, sia qua che a Regamonti Ceppi. Una squadra da non sottovalutare mai, oggi si presenta con anche nel loro caso sostanzialmente l'11 più o meno che si aspettava. In teoria dovrebbe essere un 3-5-2, poi anche qua lo vedremo meglio poi quando le squadre scenderanno in campo, però sappiamo che è una squadra sempre solida, poi Foschi lo conosciamo, sappiamo cosa chiede alle sue squadre, però sta salutando a Liberty e Minadeo, l'abbiamo visto adesso inquadrato da Sky. Foschi. Ok, sì, nota okay, di lo vedo esattamente di fronte a me, effettivamente, giusto. Niente, quindi appunto sappiamo Foschi poi conosce bene il Lecco, quindi farà di tutto sicuramente per metterlo in difficoltà. Le squadre stanno entrando in campo adesso, insomma anche per quanto riguarda il loro modulo, ripeto, sembra un 3-5-2, ma poi capiremo meglio. Sì, perché potrebbe essere più o meno speculare l'atteggiamento, come era successo poi anche settimana scorsa, insomma, nella partita di settimana scorsa. Ti aspetti comunque un Lecco che proverà a ripartire, aspettare a ripartire o a fare un po' di più la partita, come aveva provato a fare anche nelle ultime gare? Sì, sinceramente penso e spero anche in realtà di vedere un Lecco che parte subito forte, che possa, diciamo, mettersi in mostra e creare delle difficoltà subito a Renate, proprio per evitare di entrare poi in quel loop da cui diventa magari difficile uscire a volte, in cui la squadra avversaria, e Renate sicuramente è in grado di farlo, si difende, crea difficoltà poi al Lecco in fase di manovra e in fase offensiva. Quindi mi auguro che sia il Lecco a fare la partita per provare a sbloccarla subito, perché altrimenti poi appunto si rischia di avere più difficoltà, secondo me. Sì. Intanto una nota di colore proprio nel vero senso della parola: il Lecco gioca con la prima maglia blu celeste, a Meda non è successo molte volte che io mi ricordi, anzi quasi mai, perché c'è Renate in maglia arancione. L'anno scorso sicuramente no, esatto. Lo ricordo sempre in maglia bianca fondamentalmente. Sì, può essere. O addirittura con l'Amaranto. Addirittura con l'Amaranto, bravo. Sì. Va bene, ci sentiamo più tardi allora. Senti, buona partita, e speriamo di commentare un buon primo tempo. A dopo. Va bene, a dopo. Grazie, ciao. Mister Invernizzi, tu che tipo di, quando ci si incrocia con le squadre di Foschi, secondo te che Lecco non sono mai facili da approcciare? Che tipo di partita secondo te sarà? Secondo me è una partita molto bloccata, vedendo anche un po' le formazioni. Foschi lo conosciamo, sappiamo che prima cerca sempre di andare a neutralizzare gli avversari, e poi se però l'atteggiamento di Valente oggi anche per le assenze, anche per le assenze. È un peccato non essere al completo, e vabbè, c'è un centrocampo molto, molto fitto, poi adesso capiremo, poi Zanellato si giocherà un po' più avanti o meno, però di fatto abbiamo solo Sipos davanti. Perciò penso una partita abbastanza bloccata,
vediamo un po', magari non è detto che giocando con una punta in meno, un centrocampista in più, magari riusciamo a avere un po' più di palleggio e riuscire magari ad arrivare qualche volta in più anche magari al tiro da fuori. Loro sicuramente in casa è una squadra che non sta facendo benissimo, però Foschi lo conosciamo, il suo risultato riesce sempre a portarlo via. Tanto, ma è nota di colore anche questa, anche il bosco di Meda entra, molto verde. Entra in Tutto tutti quelli molto visti verde in questa stagione, perché anche in Serie C riusciamo a vedere tutti questi boschi invece degli spalti. Davide, tu che partita secondo te sarà a tuo giudizio, vista anche le scelte di Valente? Beh, come abbiamo visto, le due squadre si giocheranno in maniera speculare, secondo me, quindi sarà una partita molto complicata, ostica, insomma, aspettiamoci le classiche partite che giochiamo contro Foschi, molto complicato. Bisogna cercare di sbloccare il prima possibile il risultato, non sarà una partita facile, proprio perché poi ci sono proprio due schieramenti speculari, quindi 2-3-5-2 più o meno. Che rischiano di annullarsi un po'. Esatto. Tanto è iniziata la partita. Che poi c'è questa statistica che non è mai arrivato un pareggio da quando Lecco è tornato in Serie C tra le due squadre, quindi questa è una bella... potrebbe essere un'occasione possibile. E intanto si è cominciata, Lecco si propone in avanti con la rimessa laterale, viene intanto battuta, si era bloccato per un momento lo schermo e ora si riprende, quindi il Renate riesce a recuperare la sfera, siamo sulla cerchia di centrocampo. Intanto, come si diceva prima, è proprio questa inedita maglia di colore arancione da parte del Renate. Mai vista, Sì, in realtà forse l'hanno utilizzata nell'ultima partita, se non ricordo male, e comunque infatti il Renate è rimasto impegnato anche in settimana, ha giocato contro l'Inter Under 23, è finita 1-1, sì, e ha segnato Calì, che comunque rientra da un problema che aveva avuto a livello fisico. Intanto c'è questa palla che viene lanciata in avanti, bravo a respingere la sfera Tanco con il numero 18, si propone quindi in avanti il Renate con questa azione dalla sinistra, si appoggia da dietro con quindi Gardoni sulla sinistra, prova a mettere il cross in mezzo, la palla spiove in area di rigore ma nessuno ci arriva, ancora il Renate che prova ad impostare un'azione all'altezza del cerchio di centrocampo, sempre Gardoni sulla sinistra, la palla smistata verso il centro, la finezza proprio del numero 8 che è Esposito, giocatore esperto di questa squadra. Ancora la formazione del Renate che si prova a proporre con questo cross. Il cross di Ruiz, e deve metterci la manona qui, il buon Furlan. Sì. E quindi ci sarà un corner per la formazione di casa. È stato un tiro cross, chiamiamolo così, è stato abbastanza pericoloso. Furlan ha dovuto metterci una pezza, quindi a breve si batterà il corner in favore della formazione di casa. Tanto voglio vedere la posizione di Marrone, perché all'inizio è partito a sinistra e Tanco coperto a destra, al centro, però magari fa il braccetto Marrone fa il braccetto, sì, è sembrato quello, quindi fa il quinto a destra. Attenzione, Mallamo prova a contrastare il giocatore avversario in progressione sulla destra, la palla è ancora sulla destra, proveranno a mettere la palla in mezzo. Fortunatamente il Lecco riesce a recuperare e cerca di sbrogliare la minaccia. Mallamo ci riesce, ma è comunque rimessa. O fallo rimesso, se non ho capito, però ha sventurato, forse fallo. Sì, è fallo. Allora c'è stato un rischio qua, adesso ci fanno vedere il fallo su Mallamo. Sì, evidente, da parte del numero 24 Spedalieri. Atteggiamento molto aggressivo del Renate, mister, in questi primi 2 minuti. Noi siamo abbastanza bloccati, comunque Zanellato sta giocando in mezzo, perciò l'idea di vederlo un po' più alto non è stata, diciamo, premiata. Siamo tutti lì, una diga a centrocampo, c'è sì, perché anche dalle scelte comunque il centrocampo, insomma, è foltissimo, non ci sono spazi. Sì, secondo me è una partita che il primo che la sblocca probabilmente porterà a casa la vittoria. Tanto perché è comunque difficile. Zanellato sempre raddoppiato in questi primi 3 minuti, ha toccato 2 palloni e sono saltati addosso praticamente tutti.
quindi sarà sì. sicuramente... Tanto il Lecco ha provato a proporsi in avanti, ma il passaggio verso Rizzo non è stato efficace, quindi ci sarà una rimessa laterale per il Renate. Sì, ci sarà forse... uno dei più controllati sarà Sì, il Zannellato. Frigerio nella sì, posizione, Frigerio, E invece Zannellato io insomma Ce lo l'ha, vedo no, è molto mezzo. arretrato, io non credo mai a queste... ma un po' eccessivo, ecco, Sì, vederlo. molto Sì. probabilmente Sì. non è neanche un ruolo che lui Sa fare, sa o che ama fare magari, perché sai... No, anche perché magari gli chiedi poi a quel giocatore in quella zona di campo di andare a far pressione sui primi portieri, cosa che lui non ha, cioè si spenderebbe, no, in una corsa che probabilmente lo prosciugherebbe prima del tempo a livello di energie fisiche. Sappiamo che non è un... Sì, no, poi lui è uno che vuole la palla nei piedi, vuole essere Esatto. lui che lancia, non vuole essere lanciato, perché comunque poi chi gioca dietro la punta deve avere anche dei tempi di inserimento che lui secondo me non ha, può avere o che l'ultimo... in questo momento sicuramente non Ma ha... lui può avere ormai- l'ultimo passaggio su Sipos, ma non può andare lui a dettare la profondità, cosa che Frigerio sicuramente ha più nelle corde. I risultati di questa 11ª giornata: ieri di Novara e Virtus Verona nell'anticipo hanno pareggiato per 1-1, oggi la vittoria del Brescia 2-1 sull'Albino Leffe, e quindi l'Ecco che deve rispondere in qualche modo. Attenzione alla... Sì, intanto il Renate perso. che è sulla tre quarti, Ruiz prova a destreggiarsi con la sfera, cerca di chiuderlo, Bravo, Rizzo. Sì, Rizzo, sì, il numero 45. Arzignano e Lumezzane si sta giocando oltre a Renate Lecco, naturalmente ancora 0-0. E poi domani 4 partite: Pro Vercelli Pergolettese, Trento Vicenza, Giana Alcione, Pro Patria Ospitaletto, lunedì per chiudere Dolomiti Bellunesi Triestina, Inter Under 23 Cittadella, 23 come i punti di penalizzazione della Triestina. Sì, è una situazione molto complicata. Intanto viene sventata la minaccia da parte della retroguardia del Lecco, il pallone ha ancora la palla, il lancio lungo di Nobile verso Furlan alla Addirittura fine. da Furlan. Sì. Non la vedevo dai tempi di Centrosport Casargo, quando giocavo nell'Under 12 del Centrosport Abbadia a Casargo. Un lancio che finisce fino a... Attenzione, fallaccio su sì, Zannellato. su Zannellato. Prosegue il vantaggio, ma Sì, adesso... Sì, un bel fallo. poi sfuori. Come dicevi bene tu, si cercano proprio di contrastarlo, perché sanno che può essere una importante fonte di gioco, cioè ha qualità, e quindi come può essere utile per l'ultimo passaggio anche per Sipos, e magari con Frigerio cercare di scompigliare un po' la situazione, diciamo un po' un giocatore un po' di rottura, insomma, mentre Zannato un po' più di qualità. Tanto gioco fermo adesso. Sì. Andiamo a leggere anche i messaggi dei nostri amici da casa che ci scrivono. Roberto: ciao Roberto, buongiorno a tutti i tifosi blucelesti, oggi riprendiamo il cammino introdotto domenica, speriamo. Cinzia, forza Lecco sempre, ciao a tutti. Albino, buongiorno a tutti dai Baga, ciao Albino, Albi 67 penso fosse Albino, no? Ti aspettiamo naturalmente Albino. Un abbraccio. Walter, buonasera a tutti. Stefano Botta, ciao a tutti, speriamo di vedere un Lecco voglioso di vincere per non mollare l'alta classifica. Naturalmente Stefano, lo speriamo. Massimiliano, Neilo, Denis, ciao Stefano, ciao mister, ciao Davide, ci saluta e saluta tutti i tifosi. Ciao. Daniele, ciao a tutti, forza ragazzi, la Feralpi ha vinto, riprendiamo la Bagai. Fausto, naturalmente, che chiama ancora Feralpi l'Union Brescia. Daniele, forza Lecco, go go go. I suini hanno vinto, dobbiamo recuperare nelle prossime settimane. Giancarlo, ciao a tutti, forza Bagai. Renate Antinebbia, sì, decisamente oggi maglietta antinebbia. Ciao Ryan. Sì, comunque intanto c'è a terra Esposito col numero 8, è stato contrastato, adesso è a terra all'altezza del centrocampo, intanto c'è lo staff medico del Renate che prova. Comunque io quando giochiamo stato su questi campi tipo Meda o altri, anche Virtus Verona, c'è almeno vegetazione, no? Mi aspetto sempre, o anche Gian Ermini, una faina che entra in campo saltando la fagiano, un cinghiale, non so cosa. Una bella invasione di campo, vogliamo, di un animale che movimenti un po' la partita. Anche se ci ha pensato il Renate per adesso, perché ha iniziato decisamente c'è questo bene calcio di punizione che è stato battuto dalla destra all'altezza proprio del centrocampo. Alla sfera attualmente è Colai, che quindi è un ottimo elemento offensivo che affiancherà proprio Spalluto in avanti. La palla all'indietro per il numero 5 che è Auriletto. Ancora il Renate cerca questa palla tagliata sulla sinistra, attenzione, il numero 10 Colai la mette in mezzo, il colpo di testa blu-celeste, respingere. Tanco, bravissimo, sempre Tanco. Lì in mezzo su queste palle alte, un'assoluta garanzia. Sì, attenzione ancora Renate, prova a giocare la palla sulla destra, cerca di coprirlo Romani e ci riesce, quindi adesso ci sarà però rimessa per Renate. Dopo tocco di... Sì, Romani. Romani, sì, bravo Romani. Sono partiti meglio loro. Sono partiti meglio loro, grande intensità del Renate in questi primi 10 minuti di partita.
Un piccione Denis scrive, sì. No, voglio proprio un animale a quattro zampe, io che salti, no, le transenne dal bosco ed entri dentro in campo. Tartaruga ci impiegherebbe troppo. Poi dobbiamo recuperare un sacco di minuti. Sì, Rimessa ancora in zona d'attacco sì. per il Renate. Quello che avremmo dovuto Ho fare visto un noi. sarchiapone là in fondo, scrive Giancarlo. Può essere. Quello che dovremmo fare noi, cioè Che dovremmo si cala con cercare una liana dagli di altri. alzare l'intensità. E invece abbiamo cominciato in maniera un po' blanda. Forse non ci aspettavamo questo inizio così Arrembante, sì. del Renate. Tanto prova a avanzare palla al piede, Oh, ci riesce per un momento, Critta. Critta, sì, sulla sinistra. Qui aveva trovato un buono spunto Critta, ma il campo è finito. Sì, comunque a questo punto non credo ci sarà l'inversione delle fasce per quanto riguarda gli esterni. No, al momento no. Potrebbe essere però una soluzione in corsa. Però Rizzo non lo so, non l'ha mai provato forse, no? Solo Pellegrino Però alla ha fine invertito con forse è Critta. meglio così, anche Critta va sul piede giusto. Anche sì. Perché se non l'abbiamo, allora con solo Sipos davanti, se non abbiamo un po' di spinta con i due quinti, Si diventa difficile. abbiamo 6 centrocampisti. Sipos che purtroppo nelle ultime 2 gare non è stato servito con regolarità dai compagni, quindi ha fatto un pochino di fatica. Sì. Poi vabbè, è stato impiegato comunque molto durante la stagione che è appena cominciata alla fine, ma anche Zanellato secondo me c'è stato usato tantissimo. Intanto c'è il Renate con la palla al piede. Lui ci avrebbero magari bisogno Sì. di rifiatare Sì, un pochino. esatto. Sì. Però sono troppo importanti. Non hai ricambi, no, più che altro è- non hai ricambi. Sì, però alla fine se uno non ha infortuni, comunque fa quello del suo lavoro. Vabbè, non è certo, che- certo. voglio Vabbè, chiaro. dire, Ci mancherebbe, sì. Dici, sai, si allena. non è che la sera lavori in paninoteca non è e che dice, devi... dopo lavoro, questo No? è il suo lavoro. Certo. Cioè, Vabbè, se, fa certo. anche 30, se fa anche 30 partite, nel senso. No, Sipos le sta reggendo anche bene, ma è Zanellato le regge un po' meno bene, anche per una questione anagrafica, no? Sì, sì, Quindi, ma però- dico quello poi magari sono i preparatori che dovranno calcolare i carichi per poter tenere uno un po' più scarico in una settimana piuttosto che... No, questo che dici hai ragione ed è però alla fine loro importantissimo. la domenica devono giocare, Certo. non è che dici Però lo faccio riposare. ti dico ancora una cosa, poi andiamo in pubblicità. È giusto quello che fai tu, giustamente da allenatore ragioni così, però ti dico, nella costruzione della rosa non hai né il ricambio di Sipos né il ricambio di Zanellato. Quello Sono gli è unici vero. 2 di cui non hai il ricambio Ti do naturale. ragione. E dopo questa perla andiamo in pubblicità. Fare delle cose diverse da chi gioca sempre. Allora rientriamo perché c'è un bel commento che voglio leggervi di Paolo. Con Frigerio in quella posizione giochiamo in 10. Non capisco questo voler insistere in uno esperimento già fallito più volte. Effettivamente il Frigerio visto in questa stagione per adesso, ragazzi, senza volersi accanire sul ragazzo, che è un giocatore importante perché l'anno scorso lo ha fatto vedere, quest'anno però ancora non c'è. Sì. Sta facendo troppa fatica. Sì, in una poi posizione in cui veramente Allora, dovrebbe è incidere. anche vero che magari può essere anche una partita che può anche Sbloccarlo? perché vabbè, sicuramente se lo fa partire dall'inizio Valente No, perché lo vede bene in settimana, sì, sì. adesso, quello fuori di dubbio, altrimenti non sarebbe stato nelle scelte iniziali. È logico che come caratteristiche siamo un po' tutti troppo difensivi. Nel senso, Abbiamo buttato via una palla sanguinosa, in 3 nessuno è andato su quella palla. Sì, all'altezza del centrocampo, sì. Fausto? No, dal bosco di Meda è uscito il Renate che attraverso dei cecchini sta continuamente andando a cercare Zanellato. Sarà il quarto o il quinto fallo che gli hanno fatto. Sì, ho visto, ho notato Cioè, subito che lo raddoppiano continuano in maniera... a cercare le caviglie questi. Beh, il buon Lucianone, la vecchia regola, il più forte di loro vai subito sulle caviglie, no? Da allenatore spegni un giallo, spegni un giallo al limite. Però gli metti subito un po' di tensione addosso. Di paura. Questa vecchia regola che mi fu spiegata anni fa da allenatori anni fa. Penso Sì. sia ancora valida, no? Quindi Sì, intanto c'è Un questo altro fallo, Sì, sì, è sì. stato atterrato proprio Ancora Zanellato, Zanellato. è un continuo. tanto protestano infatti i giocatori del Lecco, abbiamo visto, anche la panchina si è alzata. No, gli ha dato
E non si è capito gli ha dato benissimo. fallo, l'ha fatto Zanellato. Perché ha alzato la Sì, gamba su- e poi ha sbattuto. Su Calì c'è stato questo Sì. fallo di Zanellato su Calì. E intanto infatti ci sarà Mastro Monaco che batterà il calcio di punizione Allora dalla seguiamo, destra. perché questa è una punizione pericolosa, perché salgono i giocatori del Renate, qui probabilmente verrà scodellato un pallone in area. Intanto salutiamo anche Albrignos, ciao. Sì, è quasi tutto pronto per la battuta da parte del Renate di questo calcio di punizione dalla destra. La palla in mezzo e la parata di Furlan è intervenuto e quindi ci sarà corner per il Renate. Ancora una palla insidiosa da lontano che andava in porta fondamentalmente. Allora, Sì. doveva essere sulla carta, credo nelle volontà di Mastro Monaco, un cross, però è arrivato molto forte e spiovente su Furlan. Sì, già siamo al 15° minuto, quindi già un paio di sortite pericolose da parte del Renate, un paio di occasioni pericolose. Intanto ci sarà questo corner che verrà battuto a breve. Arriva la battuta, la palla in mezzo, il colpo di testa e poi c'è la respinta da parte della difesa Che forse bluceleste. anche Furlan l'ha toccata. Sì, dovrebbe aver anche toccato Furlan e poi c'è stata la respinta da parte sempre della retroguardia ospite. Colpo di testa, siamo al cerchio di centrocampo, esce la palla e ci sarà... Sì, intanto viene riproposto il replay, colpo di testa, Furlan fa una bella parata. Sì, perché il colpo di testa, la palla è stata fatta proprio rimbalzare ed è saltata proprio davanti a Furlan, Sì. bravo però col riflesso. Fausto? Però in questa azione avete visto cosa è successo? Cioè c'era il marcatore, il nostro marcatore che è stato spinto da uno del Renate, da un giocatore del Renate, è arrivato il giocatore del Renate, l'altro giocatore del Renate da dietro e ha potuto colpire di testa. Secondo me c'era fallo sul nostro difensore, Non sai che non me ne sono accorto perché non di no. quello che ha tirato di testa, ma di quello che ha spinto il nostro difensore. Non sono riuscito a vedere chi abbia colpito di testa, ma... Sì, anche perché c'è stata una bella mischia in mezzo. Allora, mi è sembrato del carro, ma non sono sicurissimo. Non so se tu, Davide, sei riuscito Sì, a vedere. probabile perché di solito comunque si propone molto Sì, in anche avanti. dalla fisionomia, insomma, però Questo non ho certezza. troppo indietro, troppo paurosi. Allora, però ti chiedo anche questo, già l'atteggiamento iniziale Sì. questo 3-5-1-1 non è un po' dire alla squadra Sì, oggi quello sì. ci stiamo lì un po'... Ci adeguiamo un Però po' anche al alla- loro Ho gioco. capito, però Sì. siamo in campo, cioè siamo 11, sì. non è che, cioè voglio dire, perché dobbiamo avere questo Remore, sì. questo- atteggiamento con Renate, voglio dire, no? Sì, Sai, perché stiamo no, Real giocando Madrid, Certo. Vicenza, Voglio t'ho dire, detto lì. Va bene, nel senso rispetto, va bene, però cioè, non stiamo giocando. Nonostante che abbiamo 6, perché poi alla fine è un 3-5, è un 3-6, perché vabbè, Frigerio lo conto come centrocampista, però non riusciamo a avere un po' di possesso a centrocampo anche per rifiatare un attimo, siamo sempre dietro. Più che altro Frigerio ancora non ha toccato il pallone, eccolo qua, Eccolo, il primo sì. gliel'ho Intanto chiamato e c'è lo tocca. Frigerio, la smista per Metlika, Zanellato, poi ancora dietro, la palla è praticamente su Marrone che oggi veste la fascia di capitano. Questo tipo di palleggio che è forse la prima volta che facciamo 3-4 passaggi Sì. consecutivi che Sì. sono già passati quasi 15 minuti. Sì, 17 Sì, prima Mallamo, poi ha passato la palla a Romani e poi ancora la palla dell'Ecco. Siamo all'altezza del centrocampo, come diceva bene il mister, ecco il primo, diciamo, bel giro palla che sta sì. facendo l'Ecco, e quindi è una cosa molto positiva per impostare una bella azione da dietro, cercare di Però rendersi poi pericolosi. dobbiamo Sì, dobbiamo cercare di arrivare al punto, sì. Zanellato, la smista verso... almeno sui quinti per arrivare a crossare, se no tanto vale. Per adesso sembra un po' un'impresa, anche perché Renate fa grande densità con le due linee dietro la linea del pallone, lo vediamo. Per far gol Sipos dobbiamo arrivare a mettergli un cross, se non ci arriviamo diventa gol e in mezzo a 3. Il buon Sipos per adesso fa lo spettatore in questa partita. Ecco, abbiamo perso palla all'Ecco con questo Brutta giro palla palla. persa da Romani che però poi rimedia. Recuperiamo la palla, sì, con Mallamo, la palla all'indietro verso Marrone, che quindi gestisce la sfera. Sì, oggi Marrone, come dicevo, ha la fascia da capitano perché Battistini è infortunato, c'è una infermeria abbastanza piena per il Lecco, ci sono 5 giocatori fuori. Vantaggio dell'Arzignano sul Lumezzano. Grazie Fausto. Allora, Zanellato non solo non gioca avanti, ma praticamente viene a fare il play basso, quindi Sì. sì, davanti manchiamo proprio con uomini che accompagnino un pochino l'azione. Intanto il passaggio qui di Zanellato era un po' rischioso. Sì, ancora Zanellato,
la palla lunga verso Rizzo che ha cercato di mettere questo cross ed ha segnato Sipos. Il gol di Sipos. Ha segnato Sipos, bellissimo assist da parte di Rizzo? Sì, assist di Rizzo su Sipos, che è stato bravissimo a gettare la palla in rete al minuto 18. Rivediamo il replay, quindi lancio di Zanellato. Palla sul fondo, il quinto che mette il cross. L'avevi chiamato, mister? Dal nulla, la prima occasione costruita così. Sì. Arriva il gol del Lecco, al 19esimo. Sì, ci voleva proprio. Bello, ragazzi. Ci voleva proprio, perché alla fine Zanellato è una grande fonte di gioco, questo lancio lungo, poi il cross in mezzo, il cross. Ha fatto un lancio da pennellato di categorie superiori. Sì. Ma quando arrivi sul fondo, una palla così, poi con Sipos in aria. Lui ha bisogno di questi palloni, è inutile che andiamo a girarci attorno. Sì. È che ci arriviamo troppo poco sul fondo. Sì. Però quando ci arriviamo, ad esempio come in questo caso con Rizzo, riusciamo ad essere pericolosi. Poi Sipos, come dicevi bene tu, è un bel giocatore, comunque può usare la sua stazza fisica ed essere decisivo, come in questo caso. E poi la qualità poi di Zanellato è indiscutibile, questo lancio. E anche Rizzo è stato bravo a crossarla subito, perché era in corsa, non era facilissimo. Gliela messa sulla testa. Sì. E poi Sipos va con i tempi giusti tra i due centrali che arretrano, ed è il gol del vantaggio, quinto gol di Sipos. Sì, siamo al quinto gol stagionale. Tre cose bellissime, il lancio, il cross e il colpo di testa. Il colpo di testa con l'inserimento di Sipos giusto. Ed eccola, la prima palla giusta messa, bella, Sipos la trasforma in oro l'attaccante bluceleste per il quinto centro in stagione, e dal nulla, ecco, questo Lecco di Valente che inizia a piacerci, perché nel momento in cui non te lo aspetti piazza la zampata. 2 o 3 minuti, un po' di giro palla, abbiamo ripreso un po' di in cui Renate si è abbassato un po' i ritmi, soprattutto è venuta fuori la qualità è venuta fuori, sventagliata di Zanellato, abbiamo trovato il gol. La qualità dei giocatori del Lecco, che per il colpo di classe di Zanellato, perché è un'invenzione sua questo gol, dopo gli altri due bravi a rifinire, a segnare. Attenzione a questa occasione molto insidiosa. Sì. Forse un fallo di mano. C'è stato questo, calcio di punizione del Renate, dalla destra, e poi la palla è stata messa dentro e c'è stato un po' un'indecisione, perché Furlan è andato a farfalle per una volta, è uscito male, buca il pallone, la palla va sulla linea, non so se l'hanno ostacolato, e Rizzo la respinge, non si sa se tocca con la mano, le braccia erano abbastanza vicine al corpo, al corpo. Sì, c'è stata un po', però forse chiedono l'FVS, mi sa, perché il gioco è fermo, E anche no, vedi, lo sta facendo indietreggiare sulla rimessa. Ok, no, quindi niente, non hanno chiesto. Sì, sicuramente era una zona spinosa in cui hanno provato a colpire, siamo arrivati comunque al punto che la palla era finita sulla linea di porta, quindi poi... Però probabilmente l'hanno visto bene, perché sennò avrebbero chiesto l'FVS. Sì, certo. Quindi... Come oggi il Brescia, sul rigore del Brescia, l'Albino Leffe chiedeva il contro RVS su un fallo precedente all'azione che poi non gliel'hanno fatto. Poi si esagera un pochino, diventava una cosa troppo... Attenzione al cross di Gardoni, bene Critta. Sì, poi intanto c'è questo fallo che però non viene fischiato. Comunque il Renate prova a proporsi, non rimarrà sicuramente a guardare. Dopo il vantaggio bluceleste con una bella combinazione, come dicevamo bene prima, il tiro dalla distanza, poi dopo la palla è finita in area di rigore, il tiro, e quindi si mangia un po' le mani, perché era una bella occasione. Sembrava dentro. Vediamo, non l'ho vista, se la fa. Sì, è il numero 11 del carro, del carro, più attivo fino adesso tra i... La palla che è rimasta lì. Sì, ha tirato Calì, poi dopo la palla è rimasta lì, e poi dopo c'è stato il tiro del carro, però la palla è finita fuori. Quindi il Lecco prova a ripartire, il colpo di testa, la finezza che è stata tentata dal Renate a centrocampo, però la palla viene recuperata dalla Calcio Lecco. Il Rizzo, autore di un bellissimo assist comunque, anche perché comunque la palla era complicata da mettere in mezzo con puntualità, e vi veniamo in pubblicità adesso. Sì. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica
e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Ci ha provato ancora il Lecco con una sventagliata, un cambio gioco di 40 metri molto simile a quello di Zanellato, esatto, poco fa. Se non sbaglio qui è stato Metlica a lanciare, sì, però Rizzo non ha potuto controllarlo questo pallone. Sì, e infatti la palla adesso è della Renate che fa questa rimessa laterale, la batte e la palla finisce ancora sui piedi della Calcio Lecco, che quindi adesso prova questo lancio lungo a cercare proprio il centravanti, Sipos, però la palla viene respinta da Renate con nonchalance, poi dopo il Marrone la mette fuori e quindi praticamente ci sarà la rimessa laterale da parte del Renate ancora. Allora, i commenti dei nostri amici da casa. Paolo, credo sia la prima uscita a voto di Furlan dopo 2 anni, confermiamo assolutamente, assolutamente. Quindi lo possiamo perdonare. Bisogna essere così cinici, bisogna colpire il momento giusto, Stefano. Sì, per adesso, ma è un po' una caratteristica secondo me di questa squadra, quindi ce l'abbiamo nel DNA, quindi ci sta. Mallamo intanto ha subito un colpo ed è uscito un attimo per farsi medicare. Cinzia, vediamo di mantenere il vantaggio. Enrico, ciao, forza Lecco. Gran palla di Zanellato, assolutamente. Paolo che poi conferma, aveva le braccia attaccate al corpo, non c'è nulla, dai, sì. Infatti il fatto che loro non abbiano nemmeno chiesto una review, insomma, è un buon segnale. Sì, vuol dire che l'hanno vista proprio bene in area. Davanti ancora il Renate. Sì, prova a rendersi pericoloso sulla destra, ancora il Renate cerca di gestire palla all'altezza del centrocampo con Esposito, ancora la formazione allenata da mister Luciano Foschi a rendersi pericoloso sulla destra, gioca sul filo di lana, poi però attenzione, il tiro da fuori area, la palla finisce alta sopra la traversa. Quindi siamo al 25esimo minuto, il Renate subisce il vantaggio del Lecco al momento, ottenuto con Sipos alla 5ª rete stagionale. È una bella combinazione, per chi si fosse collegato ad esempio adesso, è una bella combinazione col lancio lungo di Zanellato, poi la combinazione è avvenuta con Rizzo che l'ha messo in mezzo per Sipos di testa, che poi ha bucato Nobile. Intanto siamo in attesa del lancio lungo da parte di Furlan a cercare i suoi compagni più in avanti. Ancora Lecco sì, è stato Zanellato a sbrogliare in avanti la palla. Il Lecco però non riesce a sviluppare più l'azione perché poi c'è fallo. Allora arriva il fischio del direttore di gara, che è il signor Lucio Ferino Angelillo di Nola. Fausto dalla regia. Sta scaldando. Solo un ragionamento sul risultato del Lecco Primavera che ha vinto 2-0 col Modena. Adesso la classifica vede in testa il Como con 14, Cittadella e Virtus Entella e Albino Leffe 12, Lecco 11, Union Brescia 10. Sì, in zona meridiane vedendo incrociato durante la partita il pullman del Modena parcheggiato nel nuovo hub di via Balicco. Attenzione al contropiede del Lecco. Palla al piede Metlica cerca di accentrarsi, potrebbe provare il tiro, invece cerca la soluzione per il compagno, per Frigerio che non trattiene la palla in campo. Qui però ha sbagliato il buon Metlica, sia i tempi sia la misura del passaggio. Sì, doveva insistere molto di più secondo me. Allora a quel punto mister o entri, tiri e calci o apri prima sulla corsa di Frigerio. Deve dargliela un metro più corta. Sì, ci stava anche, ma così proprio fuori misura il passaggio. Era anche una volta che non gliel'ha data a destra doveva andare per forza. Mi è sembrato che avesse perso un po' un tempo di gioco poi prima a destra, poi vabbè, si è chiuso, doveva dargliela un po' più, e probabilmente non ha più saputo bene cosa fare Metlica, no? No, lì proprio a livello di scelta, un piede un po' più morbido. Peccato perché qui anche per Frigerio poteva essere una palla da calciare. Ma poteva essere anche l'occasione che magari sbloccava Frigerio. Se gliela dà giusta è una palla di piattone, la piazzi sul secondo palo, fai gol, perché era lui il portiere. Questo è un errore pesante, soprattutto in questo momento qua che gli fai 2-0, li metti prova a rendersi pericoloso, il Lecco, però poi perde subito palla purtroppo. Nobile qui sbaglia la misura del rinvio e c'è stato il pressing di Sipos, quindi ci sarà un
una bella... Stiamo difendendo bassissimi. Poi dopo quando prendiamo palla abbiamo queste fiammate che li mettiamo in difficoltà. Dobbiamo essere bravi a approfittarne, perché comunque loro qualcosina dietro concedono, perché anche adesso erano posizionati male. Sì. Tanto arrivano le foto del nostro Matteo Bonacina eccolo qua inquadrato sulla rimessa di Tanco, lì proprio da fuori del campo. Fuori campo. Palla in mezzo, in area di rigore, e viene atterrato Sipos. È un calcio d'angolo. La rimessa di Tanco. Tiro di Zanellato da fuori che viene respinto, poi ancora Critta da posizione un po' più defilata, però la sfera finisce fuori. Stiamo andando poco a sinistra su Critta. Stiamo giocando. Questo... Tirato giù Sipos qua Del Carro, se non ho visto male, giusto? Mi è sembrato Del Carro, ma non l'ho visto benissimo, però. Tanto Frigerio si spende comunque quantomeno in un pressing avanzato per cercare di dar fastidio sulla prima costruzione del Renate. E non è facile la partita di Frigerio comunque, perché sei un po' in mezzo, devi fare un po' il centrocampista, un po' l'attaccante, palloni puliti non ne arrivano tanti. Sì, è un po' un raccordo. Sì. Allora, in questo momento Lecco che col vantaggio si conferma al secondo posto alla pari dell'Union Brescia. Sì. Sarebbe molto importante, poi in attesa di sapere cosa farà il Vicenza domani a Trento, che non è mai facile. Sì, intanto il Lecco ha provato a sviluppare, c'è stata questa combinazione. Sì, quasi un fallo di mano, ma involontario, è rimasto a terra anche un giocatore del Renate. Sì, ha provato a combinare il Lecco con... e adesso c'è stato un fallo sul Auriletto che va saltando a dare un colpo su Sipos, che ne sta prendendo parecchi di colpi. Tira una mezza gomitata. Mezza gomitata, Sì, all'altezza del centrocampo, sì. Cos'hanno da protestare qua? Fallaccio. Del Carro allontanato dal capitano del Renate. Che sì, è stato proprio lui a fare fallo, è stato Auriletto che ha fatto fallo, sì. Quindi adesso il Lecco potrà respirare, cercare comunque almeno di creare una nuova azione, batterà Marrone all'altezza del cerchio di centrocampo. Siamo alla mezz'ora di gioco, Renate 0, Lecco 1. Ancora Lecco, c'è l'uscita di Nobile su questo... Un altro scontro. Sì. Comunque, come scriveva qualcuno prima da casa, se non sbaglio, Denis, questi sono animali non calciatori, quelli del Renate. Beh, molto spigolosi sicuramente, ma un po' sono sempre stati. Attenzione, recuperiamo un'ottima palla con Frigerio. La mette in mezzo per Sipos, il colpo di testa, il grande intervento di Nobile. Tutto molto bello. Sì, come diceva Pizzul. Tutto molto bello. Perché è stato bello sia l'assistenza di Frigerio, poi il colpo di testa in torsione di Sipos nel cuore dell'area, rivediamolo. Sì, Frigerio ha messo una bella palla per Sipos che ha colpito di testa, poi Nobile ci mette una pezza, quindi sarà corner per il Lecco. Quindi tanto c'è a terra un giocatore del Renate, non so, dei crampi, non lo so. Sì, probabilmente ci sono... Crampi da una mezz'ora? Non lo so come mai. Beh, loro hanno giocato martedì, però... sì, cioè... Non è il massimo, Effettivamente... ci sono poi tutti i mezzi poi per recuperare, poi se si tratta poi di società professionistica, intanto entra lo staff medico del Renate in campo. Sì. A meno che non abbia preso un colpo prima. Foschi parla con i suoi assistenti. Sì, un momento intanto di attesa. Intanto diciamo che prima Mallamo, che era fuori, poi ha recuperato senza problemi. Sì, questa è una buona notizia. Senza alcun problema. Sì, Foschi passeggia lungo l'area tecnica un po'. Sta pensando a cosa fare, cosa deve fare il buon Foschi. Intanto c'è il corner, il primo per il Lecco. Con Gioacchino Adamo e il suo secondo si è confrontato, certo, con buon Gioacchino Adamo, che ricorderete segnare un gol in una finale di spareggio. Sì, credo fosse con la Pro Sesto. Sì, adesso non mi ricordo l'anno. Per arrivare in C1. Che anno era, Fausto? 97, credo, una roba. Sì, vado a memoria. Sapete che la mia memoria non ci si può fare affidamento. Calcio d'angolo è il colpo che viene praticamente bloccato da Nobile, quindi attende il... Sì, bravo, dovrebbe essere il processo giocata a Monza, se non ricordo male. Ma uno dei nostri, tra virgolette, problemi è che abbiamo visto talmente tante partite, tante cose che dopo non ci ricordiamo. È l'età che ormai... È quella che è. Allora, intanto Mastro Monaco lì davanti per il Renate. Sì, attenzione a questo palla in mezzo che viene messo in... Attenzione, una bella occasione che c'è stata.
E ci siamo salvati Furlan? sostanzialmente. Ha un problema Furlan, ragazzi. Clamorosa però occasione per il Renate. Veramente importante, sì. Spero che ripropongano il replay per vederci più chiaro. Infatti adesso Furlan decisivo ancora, Sì, appunto è stato proprio Ruiz a colpire, e poi c'è stata una bella mischia, poi ancora il colpo di testa da parte di Del Carro, finita a lato, e quindi Furlan è stato protagonista anche in questo caso, giocatore imprescindibile per la formazione di Mister Valente, quindi è tutto ok, almeno sembra. Se non sbaglio, ha preso un colpo da tanco inavvertitamente. No, era un giocatore del Renate che è passato, che era dietro di lui quando ha fatto la parata. Il giocatore del Renate è passato dietro e l'ha toccato. A me era sembrato che Tanco indietreggiando l'avesse toccato. Infatti ci ha dato, ma questo è la rimessa, ma comunque il gol sarebbe stato da annullare sul colpo di testa, perché c'è stato un fallo netto. Tanto ancora il Renate che diciamo è ancora pericoloso, non molla, è duro a morire, diciamo così. Attenzione, il Nobile cerca di lanciare lungo, riceve la palla al suo compagno con il numero 8 che è proprio Esposito. Allora ancora la formazione di casa prova a essere pericolosa sul cerchio di centrocampo. Ancora Renate sulla sinistra si rende pericoloso con Del Carro prova a eludere il pressing di Rizzo, però poi la palla viene sbrogliata da Sipos, che compie un ottimo lavoro anche in fase arretrata. Ancora il Renate che si destreggia con Del Carro sulla sinistra, il cross però viene ribattuto. Ci sarà calcio d'angolo per il Renate. Siamo troppo, mister? Troppo bassi, andiamo sulla linea dell'area piccola. No. Andata bene prima ancora una volta Furlan, però decisivo. Un po' di minuti che ci siamo ancora abbassati di più e non è un bel segnale. Sì, non bisogna concedere alcun spazio a questa squadra avversaria, insomma. Intanto c'è il corner che verrà battuto proprio dal Renate, la palla in mezzo, attenzione, e quindi finisce con un nulla di fatto. Infatti ci sarà la rimessa lunga. E allora noi andiamo in pubblicità, torniamo subito. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Accorciare, no? Noi li aspettiamo, ma dove siamo? Attenzione ancora a Renate. Sì, attenzione, era pericolosissimo in area del rigore. Adesso siamo sul limite dell'area. Adesso siamo entrati in area. Per fortuna Zanellato riesce a impossessarsi del pallone, quindi ancora Lecco che prova a impostare la palla che viene passata avanti. In progressione c'è Frigerio che riceve palla sulla destra, la palla in mezzo, non c'è nessuno in area. Attenzione, pronto a colpire. È rigore questo, ragazzi. Questo è rigore, ragazzi. Questo se lo guardano è rigore, sono sicuro. Sì, perché è stato che lo travolge in maniera clamorosa sulla corsa, che stava arrivando a calciare Critta, se non ho visto male, che si inserì. No, non Critta, scusa. Era Metlica? Metlica forse, sì, perché va a prendere la palla. E viene sradicato. Infatti secondo me vanno ecco review e qui ci sarà il rigore per il Lecco, ve lo dico già da adesso. Sì. Speriamo che tu sia un buon profeta. Io mi sono sbagliato soltanto 2 volte in vita mia ed era il secolo scorso. Sì, intanto c'è non lo so, però secondo me è rigore, ragazzi. La palla la rivediamo ancora. Vedi che prende la palla. Sì, però poi va a calciare il ginocchio di Metlica, che è rimasto a terra tra l'altro. Si fa male qui. Non so se il ginocchio, sì, ginocchio, sai, sotto il ginocchio. E gli ha tirato una randellata clamorosa. Devi calcolare se ha preso prima la palla o Mallamo, sai che non ho visto Mallamo, forse dalla fisionomia parrebbe più Mallamo. Mallamo o Metlica, Fausto? Perché in faccia non lo vediamo. Dalla fisionomia mi è sembrato più Mallamo, però non c'è nulla. No, ma come? Dai, ma no. Vediamo i nostri amici da casa cosa dicono.
Perché parlavano di Martic? Non lo so. Comunque, vabbè. Bella radiocronaca stile classico, ma per me ha preso la bella radiocronaca stile classico. Ci vanno i complimenti, Paolo. Ma per me ha preso la palla piena e poi si sono scontrati. Dite, per me era un fallaccio. Io ho preso come Giancarlo. Io ho visto così. Come... Paolo addirittura dice sprecata, secondo lui. Sì, è Mallamo comunque. Sì, Mallamo, esce zoppicando. La fisionomia sembrava lui. Si è fatto male Mallamo. Però sai, io su questi, la palla è vero, allora lui colpisce la palla, però poi va con la piede alto. Però gli ha tirato la tega dopo. Sì, cioè, il problema è quello, non è per prendere la palla, però il piede non è che l'ha tirato indietro, gli ha tirato proprio la tega sulla gamba. Non riesce neanche più a fermare. Vabbè, ma secondo me questi non si possono fare. Possono dare, Io avrei dato il rigore qua. Ne abbiamo visti tanti dati così, quindi... si rimane 1-0, 39esimo, ora bisogna seguire il finale di partita. Qualcuno dice giustamente vabbè, è vero che il primo tempo sta per finire, quindi non è una grossa, diciamo, chance sprecata a livello di FVS, dico, di review, però. Sì, allora intanto è rientrato Mallamo e quindi il Renato prova a rendersi pericoloso, ha provato la finezza sempre del carro, ancora il Lecco che cerca di districarsi da questa situazione pericolosa, si possa provato a sbrogliare in avanti la minaccia, però c'è fallo, quindi c'è il Lecco che sarà in possesso di palla. Comunque siamo difese e contropiede. Vabbè, noi? Vabbè, certo. Difese e contropiede. Però vedi, nelle ripartenze qualche spazio lo stiamo creando. Certo, loro hanno creato diverse occasioni, però ci sta anche, te lo aspetti, soprattutto sotto 1-0. Perché non dobbiamo stare così bassi. Pareggio dell'Umezzane contro l'Arzignano. Pareggio dell'Umezzane 1-1. E intanto qui scende la sera sul Città di Meda e sul bosco incantato al lato del campo. Sì, intanto c'è questo contrasto, Rizzo proverà a vincerlo. Non cercava il rimpallo su Calì, volta, sì. Però non... È stato proprio Rizzo a toccarla per l'ultima volta. Però Rizzo ha un buon primo tempo. Ha fatto più Rizzo di Critta. Sì. Ragazzi, io continuo a dire che Critta in questo inizio di stagione lo cercano anche poco. Sì. Molto probabilmente. Ma non ha la gamba dell'anno scorso comunque. Non è al top. È vero, gioca sempre. Da lì puoi dire potrebbe crescere, quindi da lì hai margine, no? Perché non è il Critta dell'anno scorso, però non lo so, vediamo un pochino durante la stagione come sarà poi il resto della sua stagione. 1000 spettatori circa, di cui 600 da Lecco. Sì, ottima cornice di pubblico per gli ospiti che comunque si fanno sempre tutti gli animaletti del bosco che guardano la partita dagli alberi, quindi no, Fausto, ce ne sono un bel po' di più. Sì, perché nonostante l'assenza di vento, no? Neanche una brezza di vento, si vedono le piante ogni tanto che si muovono. No, sono gli animaletti che sono dentro che discutono anche loro. I ghiri e spettatori non paganti. Le martore di Meda che guardano la partita. Tanto è stato battuto questo calcio di prova Renate. Esposito, poi la palla sulla destra, ancora il Renate prova a rendersi pericoloso in area di rigore. La palla che viene ribattuta, bravissimo Rizzo in questo caso. Tutte e due le fasi, è bravo però. Giocatore molto giovane che è stato pescato dal Zurigo. E intanto c'è il corner. Il quarto. Sì, verrà battuto dal numero 10 Colai. È stato appena battuto con molta rapidità per cercare di ottimizzare i tempi. Esposito. Si destreggia col pallone nonostante il pressing di Mallamo, ancora il numero 10 che è Colai, si inserisce in area di rigore, la palla molto insidiosa in area. Ma vogliono sempre falli di mano ogni volta che colpiamo in area, tutti si sbracciavano, adesso non ho visto chi, ma... In 15 davanti alla porta. Sì, effettivamente, come diceva anche il mister. Come dice il buon Matteo, abbiamo messo il pullman davanti alla porta, quindi... Sì. Abbiamo messo uno dei bus sostitutivi che hanno caratterizzato l'estate qui a Lecco, abbiamo messo. Sì, attenzione a questo cross da parte di Gardoni. Meno male che ci va Mastro Monaco, che non è propriamente un pennellone dal punto di vista dell'altezza. Davanti alla porta. Infatti, come calciano prendono qualcosa, no, è che... È per quello che un po' di turisti sono rimasti a piedi, si lamentano. Abbiamo portato via il pullman. Abbiamo portato via noi il pullman. Ma ci sta, ragazzi, ci sta. Il vantaggio 1-0, noi ci teniamo tutto, soprattutto in trasferta, insomma. Sì. Potremmo mettere anche lì il quadro svedese dietro, quella struttura, quella mega struttura dietro, che fa molto campo di atletica, no? Degli anni 80, nella DDR degli anni 80.
Sì, intanto questa palla si perde sul fondo, ci sarà proprio il Lecco a raccoglierla e a impostare una nuova azione. E intanto si rifà vedere l'azione del gol. Che comunque... Fausto da casa ci dice: sarà Winnie the Pooh con i suoi amici nel bosco dei 100 acri che muovono le piante. Si può essere. Oppure qualcosa alla Stranger Things, un po' più misterioso, ragazzi. Può essere anche quello. I puffi, se no dici. O il Demogorgone o i puffi, uno dei due. Fate voi da casa, diteci voi da casa. Intanto Renate batterà una rimessa laterale, siamo al 44esimo, manca un minuto, con forse un paio di recupero secondo me li darà per i vari falli e uomini a terra che ci sono stati. Sì, intanto Metlica ne esce fuori in qualche modo. Grande numero di Frigerio qui. Il numero 45 Rizzo, la palla per Zanellato, ancora Frigerio, chiude la triangolazione. Lampi di Frigerio, Sì, esatto. 1-2, il colpo di testa tentato da Sipos, nulla da fare, ancora la palla che viene ribattuta. Sbilanciato, Metlica ci ha provato, lui che ha il calcio da fuori, ma qui era francamente in una posizione col corpo arretrando molto difficile. Bello comunque quello che ha fatto Frigerio, ha dimostrato un po' quelle che sono le sue qualità, mi è piaciuto. Cos'è quel rumore qua? Si sente? Arzignano, sentivo un rumore di fondo, forse sono i puffi che no, sento anch'io, cos'è? Che non so, ci sono arrivati i puffi qua sopra dentro sembra una macchina, è entrata una macchina in redazione. Il pullman che andate a vedere, a controllare, perché qua ci sfondano la vetrina. Pullman in redazione. No, l'Arzignano è passato in vantaggio 2-1. Ok. 2-1, ma l'ha ribaltata o era in vantaggio prima? Vantaggio poi, ok, non mi ricordo già più. Sì, intanto siamo nel recupero, sono stati assegnati 3 minuti di recupero, quindi si giocherà fino al minuto 48 e intanto il Renate prova a sbrogliare questa minaccia offensiva del Lecco, intanto il Lecco riesce a recuperare la palla, Metlica, concludono una serie di passaggi Metlica e Zanellato, ancora Marrone la smista per Metlica e Zanellato ancora prova il colpo di genio, riceve il pallone fuori gioco, fuori gioco. Sì. E allora ancora 2 minuti e mezzo di questi 3 di recupero che sono stati concessi dal direttore di gara, che abbiamo detto essere Angelillo Danola, con un cognome che ci suona familiare, dovrebbe portarci anche bene Angelillo. Gli assistenti sono Badreddin Mamoni di Tolmezzo, Ledian Scura di Iesi, quarto uomo Luca De Angeli di Milano, e all'FVS c'è Kevin Turra di Milano. Sì, intanto Aurile Gardoni cerca di impostare l'azione. Però devono partire proprio da dietro. Fausto? No, ci stavamo chiedendo cosa c'era dietro il bosco. Al di là del bosco, nessuno, c'era il buio oltre la siepe. Nessun uomo è mai andato oltre il bosco di Meda, quindi non si sa. O da una parte o dall'altra c'è la 36, dov'è che di qua forse. Però tanto attenzione, si prova a sinistra Renate. Renate si è chiuso bene da Tanco. Da casa, ragazzi, diteci se avete mai avuto l'ardire di andare a visitare a vedere cosa c'è oltre il bosco di Meda, oppure ipotizzate. Visto che siamo in finale di tempo, ci possiamo permettere di ipotizzare. Tanto è a terra un giocatore del Lecco, si dovrebbe trattare adesso, dovremmo capire. Rizzo. Si tocca. Cosa abbia, si è preso un colpo. Si sta un po' traccheggiando per arrivare al 48esimo. Sì, Tanco intanto aveva ben chiuso Spalluto, quindi adesso ci sarà una rimessa laterale per il Renate. E attenzione, manca un minuto, bisogna andare assolutamente in vantaggio al riposo. La palla corta, cerca di interrompere la linea. Wood Olli, che salutiamo, ci scrive: peccato non aver giocato il mese scorso, se no andavo a funghi lungo la fascia laterale. Magari qualcosa trovi ancora, ha piovuto nei giorni scorsi. Sventa veramente bene la minaccia, ecco in questo caso. La lascia, ce l'hai in mano. No, pensavo parlare di porcini. No, non sono di funghi. Non sei di funghi, non sei come mio papà che è andato anche oggi, ma sono stato aggiornato in tempo reale da Badia e non ha trovato nulla, quindi vabbè. Forse era meglio andare a Meda, attenzione! Sì, questa occasione pericolosa che viene... C'è ancora il Renato in possesso di palla, il numero 10. No, qui vicino al corpo, l'arbitro gli dice... Vicino al corpo Frigerio che colpisce col braccio, ma siamo troppo da 2 metri. Siamo troppo schiacciati. C'è calcio d'angolo, attenzione. Sì. Si finisce col calcio d'angolo per loro. Sì. Tanto Colai aveva cercato... Stefano funghi allucinogeni, ci scrive. Sì, Colai aveva cercato di rendersi pericolosa la palla in mezzo. Respinta. Attenzione magari a provare il tiro da fuori, no.
l'ha rovesciata da fuori area, ma non è stato contropiedone da solo. Chi è? Sì, è Zanellato, Zanellato, sì. Ancora avanzata palla al piede il Lecco. No. Sipos in qualche modo potrebbe riuscire a cosa abbiamo buttato via, ragazzi? Zanellato qua ha sbagliato, Mamma mia. Era una bella chance, infatti fischia l'arbitro alla fine del primo tempo. Bella occasione con del Lecco in contropiede con Zanellato, e poi Sipos non è riuscito a trattenere la sfera in campo, però Zanellato purtroppo. Ma gestita male qui il buon Zanellato, perché ha aspettato un po' troppo. Poi perché lui non può andare, deve aspettare. No, però dico, la palla che poi ha dato non ho visto chi è che arrivava da dietro Metrica, forse gliel'ha data un pochino coi tempi sbagliati. Era meglio che dava su sinistra. Sì. Oppure addirittura, te la dico, che provasse il tiro lì dai 25 metri. Lui ce l'ha, provalo. Cioè, tutto sommato ci poteva anche stare. Certo. Finisce il tempo, 1-0, Lecco in vantaggio, Lecco col minimo sforzo, diciamolo, perché siamo in vantaggio con una delle poche azioni offensive che abbiamo prodotto. Tra l'altro con un gran lancio, quindi nata un po' dal nulla, ma ce lo prendiamo assolutamente volentieri. Forse l'unico tiro. Sì, beh, in porta sì, il nostro sì. Le parate non ne ho viste. No. Mentre invece Furlan è stato in più occasioni impegnato, ma si è rivelato come al solito decisivo. L'altro giorno parlavo con un amico che diceva sì, Lecco secondo, però se togli Furlan forse eravamo a metà classifica. E la verità è anche questa. Però gioca con noi. Certo, come hai Furlan, hai Zanellato, Sipos che segna, hai Furlan. Quindi devi iniziare a costruirla dai portieri, no? La squadra, come mi insegni, caro mister. Abbiamo Benedetta. Benny, mi senti? Sì, Stefano. Allora, stavamo dicendo, è un po' il Lecco visto in questo inizio di stagione, un'azione che facciamo fruttare alla grande, e poi Furlan che insomma ci mette più di una pezza. Sì, più o meno è vero, anche se ti dico la verità, se vogliamo parlare subito di Furlan, oggi l'ho visto un pochino meno in palla del solito. Sì, ha lisciato, allora qualcuno da casa ha detto è la prima palla che liscia in 2 anni fondamentalmente. Sì. Forse è vero, sì, assolutamente. Però al di là di questo sì, è una lettura corretta, nel senso che ha avuto anche un paio di altre occasioni forse il Lecco, sempre con Sipos di testa. Sì, c'è delle buone opportunità che però non siamo riusciti a trasformare. Esatto, delle potenziali occasioni, diciamo così, dai. Diciamo che la difesa oggi non mi ha convinto fino in fondo del Lecco, forse c'è qualcosa da rivedere, ma non capisco cosa, non so se voi siete riusciti a capire cosa, se c'è qualcosa che magari non vi ha convinto. Mi ha dato l'impressione di essere un pochino, perforabile, diciamo. La difesa del Lecco, dici? Sì, esatto. Più che altro senza rischiare così tanto, forse. C'è una lettura un po' del mister che potrebbe essere utile, perché dice che ci siamo abbassati troppo, soprattutto in un certo periodo del primo tempo, quindi probabilmente li abbiamo portati in tanti in area in alcune situazioni, e da lì abbiamo sofferto un pochino. Come in quel caso, no, dell'uscita a vuoto di Furlan. Mi ha dato proprio l'impressione che comunque in area c'erano troppi giocatori del Renate e forse i nostri non posizionati benissimo. Era un po' questa l'idea che mi sono fatta, però comunque è andato tutto bene, il vantaggio è anche meritato, ti direi, al di là di tutto. Vediamo insomma se andrà poi così anche nel secondo tempo, se magari Valente cambierà qualcosa. Allora, Zanellato, hai visto, alla fine ha giocato più basso e proprio da quella posizione è riuscito a lanciare, no, Rizzo in occasione del gol del vantaggio. Tra l'altro bellissimo, perché è veramente di alta scuola, oserei dire, non ne vediamo spesso giocate di questo tipo in questa categoria. Quindi un bel lancio, ha giocato come hai detto tu sostanzialmente nel suo solito ruolo, quindi con Mallamo più avanzato, Mallamo che effettivamente avevamo già visto anche lui giocare in quella posizione. Sì, anche se poi di fatto è più un 3-5-1-1 come avevamo ipotizzato all'inizio della partita. Quindi... all'inizio in realtà l'ho visto Mallamo più avanzato, secondo me era in linea con Frigerio più o meno. Poi forse con il passare dei minuti si è un po' abbassato, ma perché credo che ci sia più bisogno di lui dietro. Beh sì, perché di fatto è il giocatore che la fase di rottura la fa meglio, no? A centrocampo Mallamo, sì, quindi certo. È fondamentale che sia lì. La partita di Rizzo, Benny, perché a noi è piaciuto Rizzo oggi. Sì, no, anche a me è piaciuto, anche perché ha fatto l'assist, tanto per una bella giocata, non era semplicissimo, in corsa. No, anche perché ci ha creduto, non era scontato, perché quando ho visto il lancio, comunque molto bello, te l'ho detto, quello di Zanellato, però era un lancio lungo e serviva effettivamente qualcuno che ci credesse,
perché se magari non so, non ci avesse creduto la palla sarebbe uscita secondo me, invece Rizzo è andato carico, è andato determinato e ci è arrivato. No, anche a me è piaciuto comunque in generale, l'ho visto abbastanza tranquillo e non lo so, diciamo che appunto essendo un giocatore lui che tende anche ad attaccare molto, no? A partecipare alla fase offensiva, tra l'altro alle sue spalle agisce Marrone teoricamente, non Tanco come ci si aspettava. Cioè Tanco sostanzialmente sta giocando da centrale. Sì, questo ha sorpreso un pochino non so anche se noi. magari è quell'aspetto lì che è ancora un attimo da rivedere, però ripeto, magari è una sensazione mia, questo non lo so. Certo. Sì, comunque Rizzo no, assolutamente buona partita. Va bene, dai, vediamo un pochino chi potrà entrare poi nel corso della ripresa per dare delle energie fresche, garantire energie fresche a Lecco, vediamo un pochino se... Vediamo. E anche se cambierà a livello tattico qualcosa, visto che ha cercato un po' di coprirsi dall'inizio, no? Di non sbottonarsi Valente, adesso sei in vantaggio, vediamo un pochino cosa sceglierà di fare. Sì, esatto. Ci sentiamo più tardi allora, Benny, a dopo. Ciao. E noi ci prendiamo una piccola pausa, ma torniamo fra poco per raccontarvi la ripresa. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale.
Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno, Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Visto che domani c'è... E rientriamo in diretta per raccontarvi questa ripresa. Volevo leggere qualche messaggio arretrato dei nostri amici da casa, che c'è qualcuno anche particolarmente divertente, mentre stavamo guardando un po' anche il rendimento degli scorsi campionati, sia dell'Ecco sia delle altre squadre che hanno vinto, che comunque si sono piazzati in zona playoff. Nota di statistica è che quest'anno abbiamo già, in questo momento, con 24 punti, più della metà dei punti dello scorso anno, che furono 43 dopo 38 giornate. Solo dopo 11 partite, quindi questo per dirvi, e questo racconta la netta differenza tra le due stagioni. Intanto, i nostri amici da casa, Giancarlo, oltre la boscaglia, su cui sta calando la notte, se vedete, ormai è calata nel bosco incantato di Meda, c'è il mitico lago Gerundo, non Gerundio, ma Gerundo. Paolo Moreschi, vabbè, togliamo Rauti al Vicenza ed è pari all'Alcione. Sì, oddio, Rauti il valore aggiunto, ha comunque una grande rosa, Rauti sta facendo benissimo, rimane una squadra molto forte. Enrico, sì, No, dico Costa, che diceva Paolo, il capitano del... Ah, Costa, certo, no, certo. Enrico, sì, vincerò nel Bosco di Meda, vincerò. Poi Vudolli, un bel primo tempo, adesso però ci vuole fiato e gambe per non lasciarli osare. Scusate, ma la deroga non vale un anno? Si domanda Enrico, la deroga per il campo. Giocano nel Bosco da 12 anni, cos'è una deroga speciale? Evidentemente sì. Buonasera da Meda Bagai, ciao Davide, che è a Meda, bel gioco nel primo tempo, senza sprechi potremmo farne 3 tranquillamente. Dobbiamo stare attenti anche un po' dietro, Davide, perché abbiamo concesso un po' troppo come atteggiamento. Io sono d'accordo col mister, se no avremmo dovuto tenerci un po' più alti, tenere un po' più palla, per non farli venire con così tanti uomini nella nostra tre quarti area di rigore. Matteo, il Renate gioca nel Fantabosco Stadium o Melevisione Stadium. Sì, ragazzi, perché questo contesto bucolico col calcio, francamente, col calcio di alto livello professionistico, sono i campi di seconda categoria che vedi, no? Cioè, i campionati regionali. Il campo è bello, arioso, grande, c'è il tribuno, però 3 lati su 4 è il bosco incantato. Davide, vabbè, puntini. Roberto, primo tempo molto intenso, sbloccato da una bellissima azione, finalmente un Frigerio in partita. Sì, ecco, poi non ho toccato questo argomento con Benny, che so che ci tiene particolarmente quando parliamo di Frigerio, però è un giocatore che aveva bisogno, secondo me, anche di un primo tempo così. Si sta un attimino, riprendendo. Ci sono i funghi, Enrico, grappa e vinci, Matteo. L'unico Meda che conosco è Guido Meda, quello delle MotoGP. Denis, forse mi sa che gli hanno sotto i piedi i funghi quelli del Renate, forse qualche chiodino, dice Giancarlo, i chiodini li hanno in testa Denis come era il grappino. Poi Matteo, se riusciamo a fare 5 gol cresce una manita in campo, questa è bella, se facciamo 5 gol andiamo in Serie A. Ma vuoi mettere Frigerio? Oggi segna un fantastico gol, speriamo. Frigerio segna, anche Denis ci crede, ma Galeandro è da 100 anni che non buca la porta. Sì, Galeandro manca un po'. No, ha fatto un gol forse di recente, intanto è iniziato il secondo tempo. No, forse no. L'anno scorso credo. Quest'anno dice a 0 ancora Galeandro, sì, non mi ricordo. Sì, ha fatto un assist ma non ha fatto uno. Forse uno l'ha fatto però, sai, io in mente adesso controllo. 2 o 3 domeniche fa. 2 domeniche fa, mi sembra di ricordare un gol di Galeandro io, però adesso... Galeandro per me è sprecato, dice Denis, non gioca come deve, dovrebbero darlo in prestito a qualche squadra.
non lo so, se desse dei segnali, come un po' sembrava aver fatto nelle ultime partite. Lui lavora tanto per la squadra, sì. È logico che da un attaccante ti aspetti i gol. O comunque che sia decisivo nelle giocate più importanti. Tutto sommato lo vede, non è un giocatore, diciamo, certo. che è un corpo estraneo, però nelle rotazioni è ben dentro nelle rotazioni del mister. Fausto? No, stavo guardando la partita. Attenzione a questo tiro, che però è finito... Frigerio, sì, è proprio Frigerio, il numero 26, ha provato a calciare la palla in area di rigore e la palla è finita fuori. Rivediamo questo replay, ha provato... Si è girato benissimo, poi molto bene, ha cercato... Una sorta di demi-volée, palla che finisce un po' alta. Un po' troppo forte, ma andava male. No, io e Paolo eravamo incuriositi da cosa c'era dietro il bosco. Allora, non c'è nessun lago dietro il bosco. Sei andato a vedere su Google Maps. Google Maps. C'è la ex strada statale 35 Milano-Meda che gira. Cioè, la statale 35 è una 36 che non ce l'ha fatta, la 35. Non so. C'è scritto è strada provinciale ex strada statale 35 Milano-Meda. Okay. C'è uno svincolo, 2 o 3 svincoli. C'è un posto di strade, svincoli e cavalcavie, insomma. C'è anche una piscina, ma da parte. E abbiamo svelato anche l'arcano, il mistero del bosco incantato di Meda. Dopo la bella palla gol di Frigerio, quindi è partito bene il Lecco in questo video di ripresa. Lancio intanto lungo di Metlica, di Romani. Intanto c'è questa battaglia a centrocampo che vinta dal Renate. Fallo di Frigerio che si prende il giallo, calzato la gamba, la palla era già andata via. Sì, Frigerio si è commesso fallo. E intanto volevo segnalare che è entrato Carlson, attaccante... Kit Carlson? Sì, punta, sì. Tanto per rispondere tardivamente, perché mi vengono in mente le cose islandese a tappe, al nostro amico da casa che ci chiedeva perché non c'è Voltan, perché è ancora infortunato, ne avrà ancora per un po' Voltan, che si aggiunge alla lista degli infortunati. Davide, che è bella ricca ormai in questo frangente. Sì, Furrer che comunque ne avrà per un po' ancora, non per molto ma ancora per un po'. Intanto c'è il Renate che prova a rendersi pericoloso, niente da fare per il Renate fortunatamente, quindi Zanellato recupera palla, però si barcamena in mezzo alle maglie orange, diciamo così, e il Renate però recupera palla e cerca di impostare una nuova azione da dietro. Siamo sulla sinistra, c'è questo lancio lungo, il colpo di testa di Romani, però recupera di nuovo la sfera in Renate. Siamo sulla destra ancora, però Renate perde palla, quindi viene sventata la minaccia. Non dobbiamo buttare via. Questa l'abbiamo buttata via la prima palla dopo 3 minuti. Abbiamo un centrocampo più folto di loro, dobbiamo uscire col palleggio. Però abbiamo iniziato con un buon piglio questa ripresa, adesso vediamo. Siamo sulla sinistra. Attenzione al Renate che cerca di sbucare sulla sinistra, bravo qui Romani. Marrone, sì, con esperienza, bravo, si gestire questa situazione. Mettere un po' meglio la palla in uscita e non buttare. Si prende fallo. Sì, fallo. Sempre Marrone che rischia un po' col dribbling, ma si prende fallo, fa valere tutta la sua esperienza qui. Sì. Intanto come dicevamo prima, diciamo che era un po'... Hai visto passare un daino? No. Che secondo me se riusciamo un po' meglio in palleggio senza alzarla subito su Sipos, troviamo gli spazi per andare a fargli un contropiede. Anche perché riusciamo poi ad andare a calciare con altri giocatori, visto Frigerio prima che si è inserito, non dobbiamo soluzioni diverse. Frette, dobbiamo stare un po' più alti, iniziamo sempre a metterci lì davanti all'aria. Intanto c'è Denis che dice: stanotte ricordate di tirare un'ora indietro. Sì, se abbiamo tipo ancora come questo che abbiamo qua un orologio diciamo analogico, se no poi i telefonini, gli altri dispositivi lo fanno già per default. Roby che inneggia il Vicenza e Fausto dice: siete troppo forti, l'avete già vinto, vi conviene uscire a suonare il clacson per strada fino a giugno. Gliela sta leggermente anche bufando, diciamo. Giusto un pochettino. E Roby invece che inneggia invece all'altra squadra davanti a noi in classifica. Sì, intanto comunque c'è una fase in cui c'è Mastro Monaco che ha la sfera, la palla viene prolungata verso il compagno che è il numero 14 che è Cali. Poi dopo c'è senza fallo, bravo, qui se lo va a prendere, però la fallo lo subisce. Arriva il giallo, direi così a naso, sì. Arriva il giallo per Cali, credo. Cali? Sì. 24
4, no, Spedalieri, sai. Ah sì, Spedalieri. Sì. Sì, perché c'erano 2 giocatori nei pressi. Sì, Spedalieri, che secondo ha munito la partita il primo dopo Frigerio del Lecco nelle file invece del Renate. C'è l'abito che è rimasto indietro con i cartellini e adesso deve recuperare. Perché dici dal primo tempo non ne ha dati, adesso si è accorto che deve far fuori tutte le ferie, tutti i cartellini per fine anno, perché sennò è fuori media. Spedalieri di nome come fa? Jonathan Andrea. Pensavo Osvaldo, così, ma ho appunto Ospedalieri. Vabbè, comunque, niente. Mister? Stavo dando anche Tanco come Simmermacher. 3-1 dell'Arzignano sul Lumezzane. No, non sapevamo di questo secondo cognome di Tanco, Simmermacher. Non era mai stato chiamato così da nessuno. Gregorio José Tanco, Simmermacher. Vabbè, ne prendiamo atto. Sì. Sarà il nome della mamma, il cognome della mamma, non lo so. Tanto Frigerio qua cerca di sbrogliare la matassa, ci riesce, palla poi a Zanellato, poi riceve Mallamo, ancora Zanellato, riceve palla da dietro Lecco, quindi cerca di impostare una nuova azione, avanza la palla al piede il Lecco, comunque cerca diciamo di trovare lo spiraglio giusto per colpire. Dobbiamo palleggiare un po', dobbiamo tenere, ecco. Peccato l'errore di Zanellato, la misura del passaggio. Cioè lasciare comunque meno la palla a loro. Sì, respirare un po', li muovi un attenzione po'. Attenzione che vanno fino in sulla fondo. Sinistra. Attenzione, non farla rimbalzare. Bravo Critta in questo caso a sventare la minaccia. E quindi ci sarà una rimessa laterale per il Renate quando siamo al 52esimo minuto. Lecco per il momento mantiene il vantaggio. È stato battuto questa rimessa, finezza qua da parte del numero 10 Colai, ancora il Renate pericoloso, era sotto porta qui. Qui è stato bravissimo ragazzi, sì, Marrone. Sì. No, attenzione, siamo sempre in aria. Marrone è decisivo su del carro, che si stava girando, lo ha chiuso e qui si possa... Sì, attenzione, può partire in contropiede, è stata... Bravo Nobile a proteggere bene palla, qui era veramente lanciato in contropiede il nostro bomber. Intanto viene chiamata una rimessa laterale, quindi per il Lecco. Non pagarla. Sì, Davide, più che il portiere è stato bravo anche il difensore che ha tagliato la strada leggermente a Sipos e ha dovuto fargli allungare la rincorsa praticamente. Certo. Intanto c'è Mallamo, palla al piede, Zanellato, la smista verso Furlan, Furlan quindi coi piedi, bravo Furlan in questo caso, c'è Marrone in possesso di palla che in quest'ultimo momento ha fatto vedere la sua esperienza con dei buoni interventi difensivi. Critta, fai una folata delle tue. Critta cerca di accentrarsi, ancora Zanellato bello. Ottiene palla, l'appoggio, il tiro di Zanellato, una buona chance, che manda il pallone fuori, non di poco ci sarà corner, il primo della ripresa per il Lecco, ma qui una buona azione costruita dalla squadra bluceleste. Servizio di Sipos per Zanellato che ha provato a colpire, quindi adesso ci sarà corner per il Lecco, ci andrà Critta a battere, quindi il numero 80 incaricato finora un gol e un assist da parte di questo giocatore classe 2000 prelevato dai dilettanti, quindi dal Ponte San Pietro. Alza le due mani, vediamo che schema è con le due mani. Tutti fuori? Sì, tutti uno fuori. Sbuca dal fantabosco e si inserisce sul secondo palo. Colpo di te, nessuno arriva sulla palla, quindi Renate che prova a partire in contropiede, siamo al centro del cerchio di centrocampo. E Rizzo deve spendere un fallo tattico e forse anche il giallo. Il giallo, sta su del carro. Senza giallo. E qui forse, sai cosa, hai già fatto il fallo, il gioco lo ferma, è inutile star lì, no? È abbastanza da mezzo spallatina, un po' trattenuto troppo a lungo. È fallo, ma se lo trattieni con le mani, no. Era abbastanza fallo, non c'era bisogno, è logico, se poi è girato di schiena sta andando. C'è un cambio nelle file. Sì, è pronto un altro cambio, dovrebbe entrare con il numero 45. No, non è vero, non lo vedo bene. Adesso quando verrà fatto vedere con la lavagnetta luminosa capiremo bene. Dovrebbe entrare Anelli. Sì, col numero 92, entra Anelli, che finora ha segnato già 2 reti in questo campionato, quindi è un giocatore sicuramente pericoloso sulla tre quarti, diciamo che agisce su quella zona lì, è un giocatore offensivo ed esce con il numero 10 Colai. Esce Colai. Ex frigolettese. Sì.
Sì, si tratta comunque di un buon giocatore, e quindi fa il suo ingresso in campo. Il Renate ha usato 2 cambi finora, però il Lecco non ne ha usato ancora nessuno, quindi ci sarà ancora tempo per il Lecco per poter sfoderare le sue armi dalla ripresa. Intanto è calata completamente la notte sul Città di Meda, quindi si gioca alla luce dei riflettori. Non dovrebbe essere una serata particolarmente fredda. La panchina del Lecco. Non ti convince? No, c'è. Sì, questi siamo, no? Allora, Cendong che era entrato bene, potrebbe avere una chance alla Wiga Leandro. Allora, davanti non ci mancano comunque. È vero che non abbiamo il sostituto naturale di Sipos, però abbiamo 3 attaccanti davanti dentro, più Anastasini. Tanto ho detto. Allora, adesso andiamo in pubblicità, approfittando del fatto che è saltato un riflettore, appena detto si gioca alla luce dei riflettori, uno è saltato e allora ha il tempo probabilmente di farlo ripartire. Andiamo intanto in pubblicità. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Un tempo forse. Allora, intanto i giocatori del Renate parlano con il quarto uomo e non so con chi, ma allora, con qua l'arbitro, ma il problema si risolve solo in una maniera, aspettando che si raffreddino le luci e ripartino, perché se non sono LED e sono di quelle di tipo normale, alogeno. Forse vedo anche Valente così, qualcuno vorrebbe giocare. I LED ripartono subito. Sì, questi ci vuole una decina di minuti, almeno. E vediamo, sì. Perciò ne riparliamo. Ma cosa stanno giocando? Dicendo i giocatori dell'Ecco? Che vogliono giocare, perché comunque si vede. Che stanno dicendo, senti, sono le 7, noi abbiamo già fissato la pizzata alle 9, cioè insomma tu ci fai stare qua 40 minuti, anche no. Intanto Mallamo c'ha uno sfregio qua perché gli ha messo un cerottone col sangue, se non avete visto, sulla guancia, non so se ha preso un colpo poi quando è rimasta a terra nel primo tempo. Sì, hai visto che minuto hanno? 56 e qualcosa. 56. Sì, noi la pubblicità l'abbiamo mandata al minuto 57 56 e 30. Sono fermi da quasi 2 minuti, diciamo. Comunque questa scena mi ricorda un po' quello che accadde tempo fa a Rigamonti Ceppi in un Lecco Novara, che fortunatamente venne ripristinate le luci dopo una quarantina di minuti e poi ha vinto pure quella partita al Lecco, quindi in questo caso siamo un po' a parte. Potrebbe portare bene, quindi tu dici. Vediamo un po'. Tanto sì, è un momento un po' di attesa, insomma, diciamo, cerca di scaldarsi un po'. E che lì cosa possono fare? Tu dici i giocatori in campo, dici? Capire. Devono provare a spegnerlo, come diceva Fausto, e a farlo raffreddare. Le luci lì si raffreddano. E dopo, perché se c'è un cortocircuito magari va in protezione e si spengono le luci. Poi se si spengono le luci, però queste c'è bisogno che si raffreddino prima di riaccendersi. Per cui, e poi dipende se non c'è qualcosa all'impianto. Cioè, capire perché si sono spente. Cioè, qua sarà un impianto comunque legato alla fornitura di energia elettrica da parte del fornitore. Guarda il nostro Matteo Bonaccina che intanto si è portato dietro le panchine, fondamentalmente. Non è che c'è un gruppo elettrogeno che se si spegne il gruppo elettrogeno si spegne tutto, ma si è spenta solo una, per cui è relativa a quel settore torre faro lì, un quarto dell'impianto. E intanto tra poco Matteo probabilmente ci manderà questa foto scattata a Valente lì da dietro la panchina, quindi poi la mandiamo in onda, così abbiamo catturato il momento in cui l'ha scattata. In diretta, sì, è stato bellissimo perché poi abbiamo visto Matteo, da ottimo fotografo, quale cogliere proprio il momento dell'espressione di Valente, è andato subito a scattare. Tanto qui sì, vengono tenuti caldi i giocatori del Lecco. Non è una situazione comunque facile, mister, tenere caldi i giocatori in questa fase, manca mezz'ora. Inizieranno un po' a fare un po' in giro palla, giusto per non
per non fermarsi del tutto. È stato qualche abitante del bosco Secondo che me, ha fatto un sì. attentato No, perché volevano dormire, c'era la luce. Come la storia del bosco incantato. No, secondo me uno scoiattolo che ha rosicchiato qualche cavo. Un ghiro. Qualche cavetto. Un ghiro che stava dormendo, ma è stato risvegliato. Dice, ma cos'è 600 tifosi dell'Ecco, che di solito lì non c'è nessuno. Che cantano, e qui bravo. Capito? E quindi può essere, hanno alterato un po' l'ecosistema del fantabosco di Meda. Intanto sono già 4 minuti ormai che il gioco è fermo. Non oso immaginare il recupero. Non si sa veramente quando si potrà. Stanno cercando un po' di muovere palla. Sì, noi no, sì, anche loro, Sì, anche un noi, po' anche anche loro, loro, noi sì. un po' più dinamici. Non so, sappiamo cosa dirvi perché bisogna aspettare, quindi capire un attimino come potrà andare e quanto tempo ci vorrà soprattutto. Più che altro dovesse riprendere la partita, poi eventualmente per il recupero già... Come ti sembrano, Fausto? Spenti o si stanno riaccendendo? Che inquadrano adesso. Questo mi sa che quello che si vede è il riflesso delle altre luci. Quindi sospenti. Sì, sospenti. Dietro c'è anche un traliccio. Dici che magari è successo qualcosa lì? Non so. Niente, bisogna aspettare, non abbiamo novità. È un momento... Allora, ieri ha giocato, prima ha giocato anche il Brescia, giusto? Ha giocato, oggi, sì. E da quanto so aveva vinto 2-1, e quindi il Brescia non molla l'osso, e adesso poi non so quando giocherà il Vicenza. Comunque sicuramente... domani. Vicenza domani con Trento. Per allietare tutti ho mandato la skin del nostro sponsor Federico Pizzovale, se volete già in questo intervallo dovete approfittare. Beh sì, è quasi ora, dai, di una buona pizza. Allora, intanto tra poco andiamo a leggere anche quello che ci stanno scrivendo i nostri amici da casa. Allora, anche a lei che è successo, si ricorda dell'episodio col Novara che hai citato tu, Davide. Certo che aspettano più cala il buio e non si riaccende. La finiamo qua? Beh sì, a noi andrebbe anche bene, no? Non mi portare nel bosco di sera, ho paura nel bosco, Enrico. Credo il problema che sia più per le telecamere che per chi gioca nel bosco, Paolo. Cosa dice se tu non ricordi? 45 minuti. Sì. 45 minuti. Hai partita persa. Fausto ci dice da casa, avranno un gruppo elettrogeno come quello che il fantastico comune di Lecco non vuole sostituire. Qualcuno dice come Giancarlo, ma si vede bene comunque, però da lì non lo sappiamo, quindi non possiamo sapere. La TV un po' altera, no? Ma il problema lo sai cos'è, secondo me? Che l'arbitro non si prende la responsabilità perché qualcuno fa ricorso, poi alla fine e va a finire che dopo ci sono troppe storie. Però dal nostro studio verde, dietro backstage, mi giunge una voce che dice: ma il Renate ha pagato la corrente, gli hanno staccato la bolletta oggi, o gli hanno iniziato a staccare una torre. Allora vediamo, comunque male che vada probabilmente rischiano la partita Tavolini, sì. Quindi vabbè, per una volta che riusciamo a vincere con questa, cioè comunque Foschi da quando è arrivato ci ha sempre messo in difficoltà da quando è allenato. Il regolamento riparte da qui se viene rinviata o danno 3-0? No, allora passa un tot tempo, dopo credo che venga data, magari non subito, in settimana, la vittoria a Tavolino, ratificata la vittoria a Tavolino. Lumezzane accorcia 3-2, Marzinano Lumezzane. Ha stato buona Cina, scrive Matteo, l'arbitro. Citazione ai tifosi del Foggia di 3 anni fa. Made in Tokyo, ciao, c'è crisi. Sì, crisi energetica. Gabriele Grande Matteo che citava il Foggia. Intanto faccio il secondo ciucate, Denis. Maurizio, arriva Galliani e ritira il Renate, citando il famoso Milan-Marsiglia, finale di Coppa dei Campioni. E colpa di Moggi, Calciopoli, Matteo. Made in Tokyo, un segno del destino, è il nostro anno, Galliani League. Che è successo, Simo Benci? Beh, è saltato un riflettore, è saltato un gruppo di luci di un riflettore intere, e quindi siamo già da quasi 10 minuti ormai, no? 9 minuti tutti, sì. E non si ha idea di come possa ripartire.
quindi non so, proprio oggi che vinciamo succede questo, Denis. Problema relativo, perché comunque eravamo avanti, se ci danno la vittoria a tavolino cambia poco, vinciamo 3 punti. Da quel punto di vista lì non cambia molto. Che se poi riprende un po' una partita un po' falsata, no? Perché comunque dovrà ripartire una nuova partita. Sì. Scusate il gioco di parole, però questo è un nuovo... E quando inquadrano da vicino si vede che la luce è poca, da lontano probabilmente entra dentro la luce degli altri riflettori, sì, qua è proprio l'angolo sotto. Non so se vogliamo sentire qualcuno, se possiamo sentire uno dei nostri. Benedetta, se può darci retta durante la partita o meno. Tanto l'avviso. Siamo a 10 minuti, sono fermi, no? Sì, adesso sono 10 minuti, sì. Benny, ci senti? Sì, vi sento. Ecco, allora siamo collegati con te perché qua... Intanto forse è ripartito adesso? No. No, vedi che c'è una... È un altro, no? Perché scusa, inquadravano probabilmente un altro riflettore. Ma secondo te ci sono chance che riparta? Ma sinceramente la vedo un po' complicata, ti dico la verità. Poi vabbè, vediamo da qua, vediamo dei tecnici che evidentemente stanno lavorando, però non lo so, cioè più che altro si è spento comunque all'improvviso, no? Sì, senza grandi segnali e appunto non vedo grandi possibilità, però magari ce la fanno, Comunque siamo già almeno a 12 minuti. Sì, Benny, ciao, sono Fausto. Ciao Fausto. Se non si sono riaccese entro una decina di minuti e stanno guardando dentro nell'impianto, penso che ci sia un corto, per cui c'è proprio un problema dell'impianto. Però la cosa strana è che è solo quell'impianto. Sì, ma probabilmente sono sezionati, l'impianto è sezionato, non è un impianto unico, nel senso che ogni torre avrà la sua protezione. E probabilmente se stanno agendo sulla torre vuol dire che non è un problema che c'è stato un calo di tensione, si sospende le luci e quando dà tensione si riaccendono. Sì, no, è un problema proprio di quella torre, insomma. Dovrebbe passare quanto? 45 minuti, 45 Benny? minuti, sì. Esatto. Dopodiché scatterà nel caso la vittoria a tavolino, giusto? Esatto, credo che l'iter sia quello, molto banalmente. Cioè appunto... Sì, il termine è quello lì, non vedo grandissime speranze, però ripeto, rimaniamo... Aspetta, perché si è spento anche l'altro, hai batteria sul telefono se rimanete al buio, per uscire dallo stadio. Esatto, per ora sì, però non so, magari si è spenta perché magari stanno facendo qualche prova. Può essere, sì, può essere. No, non lo so, deduco. No, però neanch'io me ne intendo, però potrebbe essere. Cioè si è spenta l'altra torre che praticamente è, diciamo, a specchio rispetto a quell'altra. Magari devono resettare qualcosa, non so. Perché invece è rimasta accesa per esempio quella che è immediatamente sopra il settore ospiti. E meno male che oggi è sabato, non è domenica, altrimenti magari i tecnici non li avrebbero trovati così, così facilmente. Intanto noi abbiamo poi... Dicono che si è spenta anche un'altra torre, Benny, confermi qua? Sì, l'ha detto Benny. Ok, non l'ho sentito. Sì. È una gara a eliminazione, no? Tra mezz'ora si troveranno al buio completamente. Tra l'altro, da un punto di vista delle tempistiche, 45 minuti, eravamo al 56esimo. Se metti... Sì, adesso sono passati ormai 15 minuti. No, però quello che volevo dire, se dovesse finire così, se metti più o meno il recupero, fondamentalmente finirà poco dopo la partita reale, no? Come se si fosse giocata, esatto, quindi non ci sarebbe nemmeno da aspettare tantissimo. Sì, perché il secondo tempo si è giocato veramente poco. Si è giocato poco. Come avevi visto tu la partenza del Lecco? Meglio oppure uguale al primo tempo? Ma più o meno secondo me più o meno sulla falsariga del primo. Nel senso, Valente non aveva cambiato niente. Non ho visto un Lecco diverso proprio anche a livello di atteggiamento sia mentale tra virgolette che tattico. Mi sembrava più o meno il Lecco visto nel primo tempo. Tra l'altro mi aspettavo magari un qualcosa in più, uno scatto anche proprio per mantenere la solidità difensiva, invece secondo me eravamo rimasti su quello che dicevamo prima.
Allora, intanto ci scrivono da casa, Denis dice ci vorrà almeno un'ora e Denis però un'ora non basta a Renate. Esatto, sì. Muncarolo, oggi Renate viaggia in acque fosche, buie agitate, siamo a pochi minuti dalla vittoria. Matteo, Paolo, spenta anche la seconda, giochiamo col lumino. Lucek Fu, scrive Matteo. Benny, allora poi ti chiedono di intervenire direttamente tu, sia Giancarlo che Denis dicono fai un miracolo tu, fai qualcosa. Non lo so, un po' difficile. E fosco a Renate anche qualcuno dice. Tutto giusto, non vedo errori. No, dicevo che in realtà adesso avete spenta anche l'altra luce, no? Però secondo me prima, nel momento in cui ce n'era accesa una, si vedeva anche abbastanza, ti dico, non era una situazione disperata. Ma sì, io ti dico, per come vediamo noi, io giocherei anche così, fosse per me. Ma anche secondo me si poteva tranquillamente giocare, il problema è che vabbè ci sono anche delle regole da rispettare, evidentemente. Certo. Perché infatti l'arbitro ha aspettato un attimo prima di interrompere il gioco, infatti all'inizio non avevamo nemmeno capito perché era il momento in cui il Renato stava facendo cambi. Assolutamente. Quindi non avevamo ben capito se fosse poi dovuto anche a quello lo stop. Tra l'altro, intanto i tifosi continuano a cantare come se niente fosse. Quindi. Certo, vabbè, ma tanto noi siamo un po' in una botte di ferro, eravamo avanti di un gol. Se dovesse finire così, chiaro, vinciamo a tavolino, quindi. Certo. Sì. Poi l'Inter però quale sarebbe? Bisognerebbe aspettare in settimana che una decisione della allora, Lega Pro? Sinceramente non lo so. Secondo me può essere anche che scatti immediatamente in realtà. Ok. Però non lo so, sì. Non te lo so. Se non mi ricordo gli altri casi in passato come era andata, perché non è che capita molto spesso. Esatto, lo stavo per dire. L'avevamo sfiorata in un Lecco Novara qualche anno fa. No, qua stavo guardando un attimo su internet un estratto, dice la ripresa sconfitta a tavolino. Ripresa: se blackout è causato da un evento esterno, non per negligenza della squadra di casa, la partita può essere ripresa in un momento successivo, come è accaduto per la partita di playoff di terza categoria. Se il problema dalle luci è dovuto a un malfunzionamento dell'impianto causato dalla società di casa, questa rischia sconfitta a tavolino. Cioè in questo caso l'evento esterno, blackout, non c'è corrente, non c'è corrente da tutte le parti. Posso fermarvi un secondo? Sì. Perché mi dice Matteo da Bordocampo che voci dicono che la luce che si è spenta inizialmente è proprio morta, quindi non ripartirà. Esatto, e invece l'altra probabilmente è stata spenta per risparmiare un po'. No, non lo so, però questo mi ha detto lui, che tra l'altro l'ho visto che si è spostato, quindi è andato anche lui, credo, a verificare un pochino la situazione. E quindi insomma vediamo. Tanto siamo non posso dire altro, ma questo è quello che so. Quasi a 20 minuti, quindi la vediamo un po' dura che possa ripartire, francamente. Stiamo facendo il countdown. A meno di un miracolo. Hai messo il countdown? No, il countdown sono 25 minuti, dobbiamo aspettare ancora 25 minuti e poi possiamo chiudere. Dopodiché vedremo festeggiando. Sto scendendo una nebbiolina che non so se è dovuta. No, per quello dico, fai attenzione, metti la torcia del telefonino perché se no non riuscite. Ma anche perché allora noi durante tutta la partita, adesso divaghiamo. Noi stavamo scherzando sul bosco incantato che c'è davanti a voi, no? Perché noi vediamo proprio il bosco incantato, ci siamo domandati quali animaletti lo popolassero. E non escludiamo che possa essere stato qualche roditore che ha sgranocchiato un cavo, no? dell'impianto. No, immagino che non siano cavi così. Perché... No, perché poi i nostri amici da casa ironizzavano anche sul fatto che si potesse andare a cercare funghi in quei boschi, insomma. Certo, sì. L'abbiamo un po' buttata così in cacciara. Vabbè, niente, c'è da aspettare. Adesso si sta forse riaccendendo quello di sinistra. Giusto, sì. Una luce alla volta. Una luce alla volta. Però l'altro, se Matteo anche dice così, Matteo era dall'altro lato, ha sentito parlare, i tecnici. Hanno provato a vedere, spegnere e riaccendere. Il nostro Albino da casa scrive: è stato un castoro. Può essere Albino. La vedo non so se magari dicono qualcosa in più da Sky, però tra l'altro giustamente vediamo i nostri molto più tranquilli, Benny, perché comunque chiaro, la responsabilità è tutta del Renate, quindi tanto per cominciare la responsabilità è tutta del Renate, poi comunque il Lecco stava vincendo, quindi come hai detto anche tu al momento
è una botte di ferro, poi vabbè, è chiaro che chiunque penso che avrebbe voluto finirla la partita, no? Perché Certo. siamo qui comunque per giocarla. E poi ci fa piacere comunque che fossimo già in vantaggio noi, quindi Ovvio, sì, è quello che dicevo, sì, infatti. comunque Sì. la partita, la vittoria stava maturando sul campo, quindi Esatto, no, da quel punto di vista sì, comunque ne usciremo anche con la coscienza a posto, tra virgolette, no? sì. Perché comunque solo era ancora Sipos lunga, forse che si era- vede togliere un gol. Sì. Ah, beh, è vero, perché in sì. quel caso, giusto, Il è 3-0. vero. Tanto È non so, vero. l'arbitro sta guardando qualcosa alla review, non so cosa aspetta, stiano sì, riguardando. perché si stanno muovendo tutti e sembra che stiano uscendo dal campo. Giocatori, quindi, arbitro, sì, aspetta quindi- che... Sì, vai, ci aggiorni in tempo c'è reale. l'aggiornamento che ho questo qua, nel senso che sembra che stiano uscendo tutti dal campo, giocatori, arbitro, panchine, tutti. Quindi Ma scusa- la vedo molto dura che possa ricominciare. Ma Si non c'è lamentano i giocatori qualcuno, non chiamano allenati. nessuno, cioè non so. No, perché prima, non ci fino a sono i pochi tecnici, mi ha minuti detto, fa, cioè fino a pochi secondi fa si stavano scaldando, no? Cioè stavano palleggiando i Certo. giocatori, insomma, erano attivi. Adesso invece stanno lasciando tutti il campo. Vabbè, niente, c'è da aspettare. Allora magari Benny ci sentiamo magari Vi aggiorno, più esatto, tardi, sì, magari se raccogli tra qualche minuto, sì, vediamo, se dai, raccogli ok. qualche altra news poi ci fai sapere. Va bene. A dopo, ok. grazie Benny. Ciao a voi. Allora, i nostri amici da casa ironizzano. Ivan, ciao Ivan, salutiamo la maledizione del Torrifaro, tutti insomma, nel boschetto di Meda. Romano, per me se finisce la palla al di là della rete non la trovano più, beh sì, può essere. Ma poi col buio io avrei anche paura, perché il bosco effettivamente lì ti esce qualcuno, qualche creatura strana, no? Matteo, in quel bosco non ci sono i Pokémon di tipo elettro che possano imparare a flash. Si ironizza, insomma. Intanto Niccolò invece da buon lecchese, come il nome Niccolò lascia intendere, la mette sul serio. Questo evento fa capire quanto sia necessario intervenire quanto prima a Riga Monticeppi per sistemare il gruppo elettrogeno prima che succeda a noi, vero? Perché l'abbiamo già sfiorata una volta e potrebbe tranquilla. Perché diciamola tutta, la responsabilità ovviamente va alla società che ospita, però voglio dire, la squadra che c'entra? Non c'entra niente, la subisce questa situazione. Certo. Non siamo messi meglio noi. È la volta buona che abbandonano Meda, scrive Caterina Bonai. Ciao Cate, che salutiamo. Ciao Cate, un abbraccio. Sì, effettivamente è un problema. Magari sono impianti un po' vetusti, un po' vecchi, in questi impianti di questi stadi che chiamiamo stadio, Sì. che non sono giovanissimi, no? Come concezione architettonica. No, beh, certo. E quindi quello è un po' il fatto. Comunque stanno scendendo davvero tutti, quindi io la vedo veramente dura, perché sono passati 22 minuti, Fausto, circa 23. Al 56 era circa. Siamo al 78esimo, qua parlava di 55esimo, perciò quando arriva all'80esimo siamo a 25 minuti, giusto? 55 più 25 più 45. 55 più 45 fa 100 al 100° minuto. 100° minuto. Ma lì ci sono quelle 3 o 4 luci lì che anche Tanto prima la diceva che nebbia sono sta arrivando accese. davvero, guarda il faro illuminato. Ah, si sono accese adesso, sì. Ecco, stanno provando a accendere. Attenzione che si stanno accendendo, così ci fanno perdere mezz'ora e dobbiamo ricominciarla. E vabbè. Vediamo se ce la fanno a riaccenderlo tu. Una lotta contro il tempo, però hanno 25 minuti e lì, insomma... Sembra un game show, tipo, avete Sì. 25 minuti per Sì, una alla riaccendere. volta, no? Cioè, passa il tempo e vediamo una lotta contro il tempo per fare luce su questo mistero della luce. Tutti i sensi. Sì. Matteo, l'anno prossimo si chiamerà Renatenel United. Vabbè, sì, si gioca un po' anche, no, con le parole, giustamente. Sì, perché qui... Intanto nel frattempo il Lumezzane ha pareggiato 3-3 Il lume Arzignano. segna il lume e invece qua si spegne. Però qualcosina... Il lume della speranza. Il lume della ragione anche. Cosa? Qualcosina si sta... Sì. Si stanno cercando... Poi adesso, così con riflesso, visto che hanno preso un po' di vivacità le luci, non si capisce quante siano accese rispetto a prima, però si stanno Più che accendendo. altro che tengono. Anche Benny ci conferma. La vittoria a tavolino non arriverebbe subito. Eh sì, infatti io immaginavo che fosse una cosa di questo genere. Tanto ci fanno vedere per l'ennesima volta. Sì, lancio di Zanellato, bello e spaccata a Rizzo che va a mettere una palla fantastica per Sipos. Mi piace anche che c'è tipo
diciamo un contrasto perché c'era la luce quando hanno segnato, adesso c'è il buio pesto. Però si stanno riaccendendo, ragazzi. E allora direi che sfuma la possibilità di vittoria a tavolino. Ci dobbiamo giocare questi ultimi 35 minuti più recupero. Vabbè, sì, la pizzata la rinviamo. La pizzata rinviata a dopo, anche quella dei giocatori che dovranno rimanere lì. Sì, si accendono mi sa tutte. Sì, dovrebbe poter ricominciare. I giocatori stanno rientrando, allora un plauso anche a Renate, alla società e ai tecnici, insomma, che è intervenuto, che sono riusciti a sbloccare una situazione che si stava facendo complicata. Circa 25 minuti alla fine sarà stato interrotto. Vabbè, dai, abbiamo rifiatato un po'. Adesso speriamo che non si spezzi il ritmo a tal punto. Però è difficile rientrare in campo, no? Mister, cosa si fa per tenersi caldi? Hanno bevuto un grappino in ricominciare un po' a riscaldarsi, perché ormai erano caldi vabbè, a parte che poi è per tutte e due, non è che dici una squadra è avvantaggiata piuttosto che l'altra. Certo che è rotto il ritmo e ci vorrà un po' più di minuti per ricarburare. Assolutamente. Anzi, i cambi adesso magari gli servono anche di meno, perché comunque puoi anche tenere la squadra. Hanno rifiatato un pochino. Hanno rifiatato 20 minuti. E il Lecco non ha ancora utilizzato un cambio, quindi loro uno solo, giusto? Due. Da quel punto di vista lì può essere anche un vantaggio, che magari se avevi qualche giocatore che era un po' in difficoltà, così gli dai la possibilità di ripartire. 10 minuti hanno giocato, perciò meno male. Sì, poco più di 10 minuti in cui avevamo visto un tentativo di approccio diverso del Lecco, un po' più intenso, però poi stava crescendo ancora il Renate. È ripartito, ci danno la conferma che si dovrebbe giocare, quindi ci siamo, si rigiocherà e da quando si ricomincerà ci saranno 35. Non so se viene riaggiornato al 56esimo, va avanti. E non lo so, vi stavo chiedendo anche questo. 100... Volete che vi metto a posto il cronometro qua sopra nel nostro a noi sì, display? grazie, da quando ricomincia. Cioè faccio 55. 56 secondo me. 56, 55, sì. 55, 30. 55, 30 circa, sì. Noi siamo pro tempo festivo. Si stanno riattivando. Se riesco a sbrogliarmi dai cavi. Ok. E vedremo, insomma, si farà volevo capire se anche poi Sky fa ripartire dal 56esimo, va avanti fino al 100. Sì. Quando finirebbe, siamo già all'82esimo. Il 120esimo, il supplementare. No, dico, però farebbe un po' strano. Sì. Bisogna capire se hanno vabbè, con la registrazione riescono a vedere il tempo giusto di quando è stata fermata. Cosa c'è, Fausto? Mi devo riscaldare anche io qua in regia che fa freddo. No, è che mi sono interpellate le mani, ho messo su qualche sponsor, ma no. Allora, tra l'altro 154 minuti di recupero, Matteo. Sì, se vanno avanti verranno segnalati 40 minuti di recupero. Speriamo non esca qualche cinghiale dal bosco, ci scrive Enrico, sì, uno dei pericoli principali rimane quello. La partita più lunga del secolo. Luci su Meda. E si ripartirà, cos'era? Era 56. Vedi, lo stanno cercando di far ripartire, no? Sì, 56 l'hanno fatto ripartire, però 56, e allora si riparte con un calcio di punizione da 56 e 40 circa, 40, Fausto. Sì. Adesso ti dico io 57 adesso. Facciamo ripartire dal 57. Sì, 57 11. 57, sì, riparte il gioco. Riparte il gioco dal 57esimo e allora qua addirittura 54. Sì, Sky, nonostante facessero vedere 57, ha messo 54. Sì. Sì, intanto si riprende il gioco, sì. Come in un famoso film, sincronizziamo gli orologi. Sì, nessuno tra tutti. Già dobbiamo farlo stanotte per l'ora legale. Tanto Benny ci ha mandato anche la foto del... Quindi intanto si riprende in quella di da 9:30 del secondo tempo, ha detto Benny che si ripartiva, e quindi 54:30.
e magari ha sbagliato il... Tu hai fatto ripartire, no? Se fai ripartire sei a 55,30 adesso sulla grafica? No, perché in grafica non lo vedo aggiornato io. Come è? Vai su di sotto, prova a schiacciare. Sì, live. Sì. Ah sì, adesso sì. Mi si era fermato, non mi si era più aggiornato. Attenzione, siamo sulla sinistra, il Renate prova a colpire. Calcio d'angolo. Sì, questa interruzione, sì, ci sarà calcio d'angolo per il Renate. E attenzione perché qua la ripartenza è sempre un po' complicata, perché rischi di essere... Su diretta.it siamo al 58esimo. Secondo alcuni sono addirittura tornati indietro nel tempo, al 47esimo, no. Sì, già fatto palo. Attenzione al calcio d'angolo già battuto da Renate. Sì, attenzione, Renate prova dalla sinistra a rendersi pericoloso, Lecco prova a sbrogliare la minaccia, ci riesce con Zanellato, ancora Lecco sulla destra prova ad agire in velocità, non ci riesce, sì, viene anticipato dal giocatore del Renate. Nobile in possesso di palla, ancora la Renate prova a cercare di sviluppare una nuova azione, passaggi che diciamo nella retroguardia del Renate e pubblicità intanto. Sì, andiamo in pubblicità, poi torniamo sul rinnovato e illuminato campo di Meda. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluids, il partner più affidabile nell'automazione industriale. McTominay, De Bruyne. Allora, siamo in diretta, siamo sì. Stavamo commentando che il 2-0 del Napoli sull'Inter. McTominay, De Bruyne per adesso, per diciamo così sfatare quanto detto da Conte, no? Contraddire quanto detto da Conte in settimana. Esatto. Sarà un'annata difficile e quindi invece no, perché se vincesse con l'Inter. Sì, intanto c'è stato questo contrasto che ha impegnato anche Critta, intanto infatti Critta riesce a guadagnarsi il calcio di punizione che verrà battuto da Romani. Partita attenta anche quella di Romani, sì, quest'oggi, mentre Critta continuiamo a vederlo un po' attento, sì, ma vorremmo vederlo un po' più propositivo. Dobbiamo fare questo giro palla. Sì, abbiamo perso palla, sbagliato la misura del passaggio Zanellato, sì. Quindi si riparte da dietro con Nobile, lancio lungo all'altezza del centrocampo, Zanellato colpisce di testa, Lecco recupera palla in una zona interessante ma viene fermato il gioco, quindi sarà palla del Renate, questa originale casacca arancione, arancio fluo diciamo. Andava bene anche senza le luci. Effettivamente. Andavano bene anche... Vabbè, loro sono Catarin frangenti oggi, quindi si potrebbero vedere anche, si vedevano anche al buio probabilmente. Sì, intanto si riprende con il Renate e siamo sul cerchio di centrocampo, la palla viene messa sulla sinistra, attenzione allo scambio, la palla praticamente arriva sulle mani di Furlan e finisce sulle mani di Marrone. Soffriamo un po'. Fanno un po' più, sì, facciamo un po' più di fatica. Al primo tempo. Sì, c'è stata questa sovrapposizione da parte del Renate che poi ha cercato di colpire dalla sinistra, però Furlan ha raccolto facilmente la sfera, intanto ancora il gioco che è ancora attivo, con il Renate che cerca di impostare da dietro, siamo palla all'altezza del centrocampo, la palla lunga sulla sinistra, ottiene la palla e il Renate, attenzione a Renate, potrebbe rendersi pericoloso e sguscia in mezzo a due, non c'è fallo, quindi ha provato a sgusciare in mezzo a due Renate, poi il Lecco comunque senza fallo è riuscito a mantenersi saldo, ancora il Renate. E mettere Critta di lì a difendere un po' di più, perché Rizzo non è che gli sta... Ma basso a sinistra o cambiare fascia, dici? Sì, perché di là che stiamo facendo fatica. Sì, tanto Mastro Monaco ha smistato la sfera per il compagno, che è il numero 92, Anelli, che è appena entrato, insomma, è entrato poco prima che venisse sospesa la partita, quindi intanto siamo al minuto 60, il Lecco mantiene il vantaggio per 0-1 su Renate, in quel di Meda, nel bosco di Meda. Il bosco incantato di Meda. Proviamo a ripartire bene. Attenzione,
tu per tu con il portiere, potrebbe passare la palla. La buca clamorosamente Frigerio. Enorme occasione colossale per il 2-0. Sì, era tu per tu dalla sinistra, sì, con Nobile, ha cercato di essere altruista, Frigerio non si è inserito con i tempi giusti e non è riuscito a mettere la palla in rete. Con Sipos bravissimo a mettere una palla in mezzo che Frigerio si dia. Perché ci arriva coi tempi sbagliati proprio, si butta in scivolata ma non riesce. Col tempo sbagliato. Non lo so. Tanto anche il Lecco opera dei cambi. Quindi entra Ndongwe ed esce, se non sbaglio, no, non è vero, non entra Ndongwe, scusate. Tendiamo un attimo, dovrebbe essere il numero 17, dovrebbe entrare, e quindi entra Pellegrino ed esce Mallamo e Bonaiti. Sì, ed entra anche Bonaiti, Lecchese Doc ed esce Rizzo. No, direi, allora le hanno mischiate, però direi ruolo su ruolo. Sì. Quindi è entrato un centrocampista per un centrocampista ed è entrato un esterno per un esterno. Dare una mano un po' marrone, se no siamo un po' in difficoltà, sì. Mamma mia, che gol che ha sbagliato. Sì. Qui dovevamo fare 2-0, ragazzi. Era solo da spingere, che non ce la fanno neanche rivedere. Sì, è una grande chance che ha avuto Lecco per andare sul raddoppio. Intanto c'è anche un cambio per il Renate, dovrebbe uscire Giraldo Ruiz ed entra, bisogna capire adesso, il numero 32 è entrato e entra Ghezzi ex Brescia. Sì, che ha comunque anche un buon assist, comunque se lo ha dimostrato finora nel suo campionato con il Renate. Intanto la palla è attenzione, il Critta ha provato a questo 1-2 con Frigerio, purtroppo non è riuscito a finire in maniera positiva, quindi c'è il Renate che non riesce in qualche modo però a avanzare palla al piede, quindi praticamente il Lecco ad ottenere ancora la palla. Il Furlan fa questo lancio lungo, la palla verso Zanellato, Critta, ancora il Lecco all'indietro. Dobbiamo tenere solo questi lanci poi di Tanco fatto questo lancio, tenere un po' di più la palla come stiamo facendo. Intanto Fausto, finale ad Arzignano 3-3, Arzignano Lumezzane 3-3, pirotecnico a questa partita. 3-1, giusto? Tanto Nobile con la lancio lungo, con la palla che finisce sulla testa del Lecco a centrocampo. Stiamo cercando di uscire di più adesso. Stiamo cercando, ma una fase non facile. Attenzione, il colpo di testa verso il numero 14 Cali. Che rischio Zanellato, ragazzi. Carlson cerca proprio di sfondare il muro. Chiedono fallo di mano, loro secondo me questo lo vanno a rivedere. Sì. E qui io non lo so, ho delle brutte sensazioni, ve lo dico, perché ho visto il movimento del braccio di Zanellato non congruo al movimento del pallone. Sì, c'è stato questo intervento potenziale di Zanellato, Cali è entrato in area di rigore, poi c'è stata questa possibilità di Carlson che ha cercato di... va a vederlo. Sì, intanto ci sarà il controllo dell'FVS. Qui non l'abbiamo chiusa, ragazzi, questo è un bel problema. Cali calcia, il braccio si muove. E poi Zanellato. Dici? Però potrebbero anche, vediamo adesso qua, rallentarla perché non si capisce nulla, però si vede il movimento del braccio, però non si capisce se il braccio è o è petto. Dipende come... si capisce, vabbè. Vediamo un pochino. È vicino al corpo. Solo che fa un movimento lui che sembra che quasi che sposti il braccio all'ultimo momento. Quindi non si capisce. Ma da quell'immagine qua è ingiudicabile. Va rallentata molto. Deve proprio fermarla. Bisogna fermarla perché qua non si capisce nulla. Dovrebbe essere spalla. La stanno riguardando. Quello del Renate che era dritto a lui, vedi che non alza la mano. Sono perplessi comunque. Vedi che l'arbitro ha mimato come per dire il braccio è vicino al corpo. Perché altrimenti avrebbero alzato le mani i tre che erano lì vicini. Allora, secondo me non lo dà. E si blocca. Secondo me non lo dà. Vediamo la decisione del direttore di gara. Non c'è niente.
Però comunque in ogni caso dobbiamo cercare di provare a fare il raddoppio, perché poi c'è il rischio magari di ritrovarsi in situazioni come quella con la Virtus Verona, che poi non è piacevole. Comunque intanto il Lecco mantiene comunque il vantaggio. Siamo al minuto 65, Mastro Monaco farà questa rimessa laterale, la batterà lui. Questo esterno Angelillo si ricorda del suo antenato che ha giocato a Lecco, il grande Angelillo, e quindi non dà il rigore. Esatto. Attenzione, Mastro Monaco prova a saltare chiuso. Bonaiti, che ci mette il corpo, bravissimo. Qui Stefano Bonaiti, che bravo. va a fare una grande giocata difensiva. Da buon mediano. Rude, il giusto, quanto basta senza far fallo. Esatto. E allora 66 minuti, Fausto Pubblicità. ci dice andiamo in regia nel Fantabosco di Meda. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Mentre il Renate è in zona offensiva, però Zanellato sventa la minaccia. Ancora il Renate, siamo sul centro, cerchio di centrocampo, protegge bene la palla Calì. Ancora il Renate prova ad orchestrare questa nuova azione. Ancora su Calì. Smista di nuovo la sfera, siamo sulla sinistra. Prova a insistere su quella fascia Renate, c'è quindi la risposta da parte del Lecco, però ci sarà ancora rimessa laterale per la formazione di Luciano Fuschi, grande ex di questa gara. Giancarlo che dice bastava allungare la gambuccia. Dai nostri amici da casa ce l'hanno tutti con Frigerio per l'azione divorata, il gol divorato prima. Però lui si è buttato, io non ho capito. È arrivato, secondo me è partito con i tempi sbagliati su quella palla, attaccare la profondità sul movimento mentre Sipos puntava al fondo. Lui non ha accompagnato quei tempi giusti, secondo me. Ci è arrivato un po' tardi all'appuntamento con quel gol. Lì la chiudevi, La chiudevi, Lì l'avresti chiusa. Vabbè, peccato. Sì. Manca ancora tanto, il 68esimo. Comunque infatti... stanno prendendo campo. Noi non facciamo tanto per alzarci, siamo sempre anche attenzione, adesso, prova questo contropiede Bonaiti viene contrastato senza fallo, bravo parte di Spedalieri. Sì, Spedalieri bravissimo a non far fallo, perché stava per lanciare Sipos. Attenzione, sta proprio partendo in contropiede di Spedalieri, poi la palla per Mastro Monaco sulla destra, la respinta di Furlan coi pugni. Si è fidato qui Furlan. Sì, il tiro dalla distanza, attenzione, fortunatamente non c'è deviato da un suo compagno forse, sai? Sì, mi sa che è stato proprio deviato da un giocatore del Renate. Loro rischiano in contropiede, però ci stanno mettendo lì. Sì, quindi Furlan farà ripartire i blu celesti con l'azione. Tanto Furlan stato a tirare prima, se non ho visto male, Auriletto addirittura. Sì, il capitano del Renate. Lancio lungo a cercare i compagni, il colpo di testa, il duello al centrocampo. Attenzione, viene vinto fallo per il Renate. Siamo sicuramente più aggressivi in questa ripresa, stiamo cercando di riconquistare più palloni e di proporci subito in avanti, non mi sembra. Sì, adesso comunque è una fase molto delicata, bisogna cercare anche di stringere i denti nel momento in cui il Renate prova a rendersi pericoloso, anche perché comunque diciamo che qualche grattacapo lo sta creando alla difesa ospite. Attenzione, il Renate prova questa azione di contropiede, ma non ci riesce. Bravo Sipos a proteggere la palla, bravissimo Sipos a proteggere la palla qui. E si prende fallo perché poi non matura il vantaggio. Quindi... Dobbiamo aver fretta di ripartire, tienila, poi fare un bel giro palla. Anche Zanellato, bravo ecco, Ndongue farà il suo ingresso in campo, dovrebbe uscire. Frigerio? No, Sipos. Sipos? Perché Sipos? No, Frigerio. Frigerio, sì. Adesso vedi, questo è un cambio intelligente. Sì.
adesso c'è spazio, lui è un giocatore di gamba e Frigeri ormai diciamo aveva un po' speso un po' tutto, ci sta. Ndong che ha fatto bene nello spezzone, no? Ha fatto delle cose interessanti, che ha giocato l'altra settimana. Di uno che ci allunga un po', che tiene su un po'. Sì. Vediamo adesso. Anche un bel segnale che da Valente. Eccolo subito Ndong. Viene anticipato. Va bene. La maturazione lì. Però lui c'ha quella gamba per darci un po' di... Ma ti dico, anche perché Valente magari vede un po' un Renate che si sta un po' allungando, spaccando, quindi vuole mettere andare, sono già no? 2 o 3 situazioni che si erano un po' create con delle ripartenze, però dopo se non hai gente fresca che va a attaccare quelle palle diventa difficile. Molto probabilmente Frigerio, che secondo me ha fatto anche comunque una buona partita, al di là dei gol lì, che poteva chiudere la partita, probabilmente non ne aveva neanche più. Sì, quindi adesso Lecco giocherà proprio con le 2 punte, credo. Sì, vediamo se questo ci darà qualcosa in più per questo finale. Mancano 20 minuti. Il Renate dal limite. Questa partita infinita, e Ndong fa un fallo stupido però dal limite dell'area. Sì. Troppa foga, con calma qui, calma, caro Ndong. Soprattutto lì. Sì. Ragazzo, caro Frederick. Sì, è un ragazzo molto giovane comunque, 2006. Ruente magari qui è stato, quindi... Sì, è appena entrato, ha fatto un paio di falli, sì. Più che altro lì dal limite dell'area gli concedi un calcio piazzato da lì. Devi fargliela stoppare, come la stoppa gliela porti via. Invece vuoi entrare per andare in anticipo, certo. E lì il 90% delle volte... perché tanto non è che calcia, lì al massimo la stoppava. Sì. Come la metteva giù gliela portavi via. Peccato di gioventù? Sì, un po' troppo irruento, un po' troppo precipitoso. Intanto mette un pullman in barriera Furlan. Sì. No, ha fatto bene comunque, ha cercato magari con la volontà di togliergli la palla, ma poi un po' ruente, è un'ingenuità lì, perché devi fargliela stoppare e come la stoppa gliela porti via, perché tanto ci sei che va a calciare. Palla. Hai visto tu, Davide, che è andato sulla palla? No, adesso dovrò guardare bene. Dovrebbe essere l'11 ed è Carro. Dai, punta di piedi. No, sai che forse è Calì, mi sa. O Calì. Sì, perché Del Carro ha i capelli un po' più lunghi. Il Carro dovrebbe essere quello lì piegato vicino, oltre la barriera. Penso Calì alto sopra la traversa. Sì, Calì. Sì, è Calì con il numero 14. È che per assurdo quando sono così vicine sono quasi più difficili da far scendere. Sì, perché vedi che poi alla fine se gli vuoi dare un po' di forza è dopo difficile che scende. Attenzione, Lecco ha provato a ripartire, ha perso palla con questa impostazione da dietro, quindi sto facendo un po' fatica adesso a riuscire ma mettila sopra, e a tenere palla. Sì, siamo sulla sinistra, il Renate proverà a mettere dentro la palla e il Lecco si salva in qualche modo con questo muro che si è creato in area di rigore, ancora sulla sinistra. In aria. Attenzione, prova ad accentrarsi il Renate, prova a calciare dalla distanza, poi la palla finisce alta fuori dallo specchio. Dobbiamo guadagnare un po' di campo adesso. Dovrebbe essere stato Auriletto. Sì, ma anche star lì a giocarla da dietro come ha fatto prima non ha, o esci laterale, ma se no così una palla in mezzo buttata, una palla minuto di prendere. Vediamo se la sì, dai, mettila su che è meglio, va, che almeno c'è su Sipos e andiamo a attaccare la seconda palla, almeno stiamo lontani dalla porta. Da casa non reggono un eventuale assedio di 20 minuti. Ndong è troppo aggressivi, 3 falli in un minuto, anche meno. Sì, Paolo, hai ragione. È vero. Anche meno, questo ragazzo che ha qualità, ma forse un po' di foga. Questa è la palla da prendere. Sì, però poi non la teniamo. La recupera Carlson. Ci siamo un po' dopo il cambio, un pochino tu la palla devi andare neanche a prenderla prima, devi andare a prenderla seconda e tenerla. Sì, attenzione, Mastro Monaco cerca di impossessarsi del pallone e fuori, sì. Palla del Lecco adesso. Con calma. Sì, devi cercare di impostare con calma. Cioè. Non buttarla, tenerla, una giocata a muro, una palla sopra e guadagnare 20 metri. Tanto viene battuta la rimessa laterale. Saliamo. Il colpo di testa a respingere. E intanto la palla viene scaraventata lontano da parte del Renate. Questo batti-ribatti tra
i giocatori delle due squadre. Continua. Una fase di partita non bellissima, se così sì, vogliamo molto dire. maschia. Sì. Ancora batti continuo. Sì. C'è il tocco di Calì. C'è il tocco di Calì, però viene fatto proseguire il gioco. Calì mette la palla in mezzo, la recupera Pellegrino. Sì, esattamente. Tocca il suo primo pallone, forse. Sì, esatto, sulla destra cerca di allontanare la palla. Corri, sgroppa! Viene anticipato. Senza fallo, però. Lo vedo minaccioso arrivare su. Sì. E si spende subito in questa pressione. Va benissimo, per poco Sipos non recupera il pallone. Questa poteva prenderla, sì. Attenzione a Renate, cerca di creare una bella azione offensiva. Questa azione è anche pericolosa, diciamo, siamo fuori area. Pallone che viene smistato verso Mastro Monaco, siamo sulla fascia di destra, la mette in mezzo, la respinta. Bravo ancora una volta. Tanco forse che si è messo col corpo. Dai, Critta un po' più deciso, però Critta, ragazzi, era Romani, scusa. Romani, bravo Romani col corpo a opporsi. Critta deve metterci un po' più di hai ragione, sono d'accordo. Un po' a contrasto. Tanto si scaldano, forse c'è un altro cambio nel Lecco, vediamo. No, loro. Sì, del Renate dovrebbe entrare Nenè, sì, e vediamo se chi esce. Nenè, Vavà, Didi e Garrincia. Il grande Brasile. Entra Nenè, è uscito, hai visto chi è uscito? Me lo sono perso per risumare il grande Brasile, me lo sono perso. Vabbè, vediamo, cerchiamo di capire un attimo. Calì, Nenè, tutti sudamericani. E quindi vediamo. Si è uscito Calì comunque, sì. Tanto siamo al minuto 76, la palla viene persa un po' di superficialità. Però poi in qualche modo il Lecco si arrangia e quindi il pallone viene sventato. È una fase di partita, ragazzi, da oratorio sì, attenzione ancora al Lecco che cerca di sventare una minaccia lontana dalla zona calda. Tanto 3-1 dell'Inter sul Napoli, dalla zona calda del Napoli sull'Inter, ovviamente. Fallo sulla sinistra, quindi viene azzoppato con numero 32 Ghizzi. Lite tra Lautaro e Conte, leggiamo sulla Gazzetta, quindi difficile litigare con Conte. Poi sono già i tempi erano già. È uno che è pacifista. No, io non sono d'accordo con la tua disamina. Allora, calcio di punizione per il Renate, seguiamolo. Sì, siamo sulla sinistra. Il Renate cercherà di colpire in una zona abbastanza pericolosa sulla sinistra. Tanti uomini in area. Sì, una bella mischia. E forse anche un paio di scoiattoli. Vediamo. Sì, la palla in mezzo finisce con un nulla di fatto. Lunga, teniamo l'1-0, mancano 12 minuti alla fine di questa partita più il recupero. Vedremo quanti minuti saranno poi dati. Naturalmente è tutto... Che sofferenza. Naturalmente. Ricordiamo ai nostri amici a casa non le chiudi, che il gioco è stato introdotto per 25 minuti, ma l'orario è aggiornato, cioè il cronometro della partita, quindi non si gioca fino a 120. Prova si possa fare questo pressing, però in qualche modo però il Renate avanza con... Poi bravo Tanco, l'ottima partita di Tanco anche oggi, ragazzi. Sì. Difesa, bel marcatore, sì. Sempre preciso, uscire in anticipo. Pellegrino per andare via. Bravo Pellegrino per andare via. Cerca la partita su Ndangue. Ma Ndangue però, scusate, corre, ma non guadagna mai metri sugli avversari. Avete notato questa cosa? Sembra una partita di gran carriera, però poi non fa attrito, non so, trova l'attrito dell'aria. Non riesce. La palla un po' era difficile di Pellegrino, un po' pretenziosa. Però era uscito bene palla al piede Pellegrino lì. Sì, bravo, sulla fascia di destra. Attenzione questo tiro che viene strozzato in angolo. Sì, calcio d'angolo. Il settimo, se non ho contato male, per loro, contro i due battuti dal Lecco. Ne ha battuti tanti di calci d'angolo. Mastro Monaco sulla destra, ha provato a mettere la palla in mezzo. Queste sono palle, vedi qua quando... Bisogna tenerla un po' di più, non buttarla via così. Ancora il numero 72 riceve palla Ghezzi, poi la palla verso il centro, attenzione, questa può essere una palla molto pericolosa. Furlan la fa sua, Sì, c'è stato questo colpo sul lato sinistro, bravo Furlan a fare la sua. Pubblicità. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco.
Nei nostri showroom potrete esplorare i prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Ci siamo? Perfetto. Allora, intanto c'è stato questo colpo, diciamo, sulla destra da parte di Pellegrino. Ci siamo? Ok, perfetto. Sì, c'è stato questo colpo dalla destra da parte di Pellegrino e quindi ora ci sarà un calcio, poi c'è stato il tocco di Sipos e adesso ci sarà calcio d'angolo per il Lecco, siamo al minuto 80, verrà battuto a breve questo corner. Attenzione. Siamo in attesa della battuta, la mischia in aria, la palla in mezzo, il colpo di testa tentato dal Lecco, nulla da fare, ancora il colpo di testa, Zanellato, peccato non ci è arrivato Tanco, sì, c'è stato questo tiro da parte di Zanellato, attenzione però a Renate che prova a rendersi pericoloso, però c'è fallo, E c'è fallo? A terra, sì, e Metlica per terra, e quindi adesso ci sarà fallo, calcio di punizione per il Lecco che conduce con un gol di vantaggio. Intanto rivediamo qui questo il replay del fallo e insomma sì, ora ci sarà a breve la battuta del calcio di punizione con direttamente Furlan. Sì, no, almeno è giusto, almeno andiamo su e dobbiamo stare più lontani possibile dalla nostra area, perché più è lontana la palla e meno pericolo c'è. Esatto, sì. Bisogna essere bravi qua a tenersi un po'. Sì, perché il Renate sta un po' assediando il Lecco. Attenzione, Zanellato per Sipos, ancora Sipos, si restreggia benissimo, prova il tiro, viene murato, ancora il Lecco che prova a rendersi pericoloso, ci riesce, tiene la palla, siamo sul cerchio di centrocampo, Tanco, poi riceve la sfera Metlica, siamo sulla destra, Pellegrino, ancora indietro, cerca di dietro, bravi. Sì, cerca bene di gestire la sfera. Sì, dobbiamo fare questo. Noi non dobbiamo buttare via palloni, dobbiamo tenerla. Esatto, attenzione il Renate, il campanile, ancora l'Ecco riceve palla con Critta, intanto rientra il nostro Stefano, Bonaiti, siamo sul cerchio di centrocampo. Va benissimo. Sì, bravi comunque a tener palla, peccato Zanellato ha sbagliato questo passaggio in profondità, si riprende il gioco con la sventagliata verso out di Tanco, quindi rieccoci. È successo nulla durante la mia pausa? Abbiamo tenuto bene la palla e adesso l'abbiamo buttata un po' per niente. Sì. Intanto non so se Fausto hai già mandato la foto con i lumini, con i telefonini suppongo, sì. Dei tifosi del Lecco, bellissima, che illuminavano, ce l'ha mandata il nostro Matteo, il momento di... Sì. Spedalieri, poi la palla verso Mastro Monaco, siamo sulla destra, il colpo di testa al centro, prova la rovesciata. Nenè non la trova però la palla. Sì, è stata un'occasione abbastanza pericolosa, diciamo che il Lecco ne è uscito indenne e adesso ci sarà una rimessa laterale proprio per la formazione di casa. Ci sarà sì. Dennis, dai, quasi finita, manca ancora un pochino. È lunga ancora. Sì. Attenzione, siamo sulla sinistra, cerca di insistere Genzi su quella fascia, la sua fascia. È ancora rimessa laterale. Quindi la palla verso il centro, Nenè cerca di colpire di testa, viene anticipato dal difensore del Lecco, ancora la formazione di casa, Renate con la palla sulla sinistra. Tenta il cross basso e la palla viene respinta, ancora la palla che viene parata, tiro dalla distanza, parata di Furlan, attento, sempre attento. Però qua stiamo un po' rischiando troppo. Sì, 1-0. Non buttare, ce l'hai, bravo. Zanellato. Anche dietro. Cambia gioco, ci riesce verso bravissimo qui. Pellegrino è andato. Tratto bene in campo Pellegrino. Appoggiati bene. Si appoggia su Bonaiti. Bonaiti potrebbe provare il tiro, non ci prova. Critta prova la palla al centro. Una pallaccia, rischiamo contropiede, siamo sbilanciati.
E non spende nemmeno il fallo Critta qua, dovevamo spenderlo. Cavolo, adesso parte in avanti Nenè sulla sinistra, va fermato in qualche modo, ci prova Zanellato. Zanellato si è fatto male, ragazzi. Zanellato si è fatto male seriamente. Non la buttano fuori. No, insistono. Non la buttano fuori. Siamo sulla sinistra. Fuori. Sì, però se l'arbitro ha guardato lì davanti Zanellato. Certo, potrebbe interrompere il gioco. No, potevano buttarla fuori loro. Ora che la palla è fuori. Hanno visto, non è che... Questi qua non la butteranno mai fuori la palla contro di noi, questi qua sono fatti così, non c'è niente da fare. È inutile che continuiamo a dirlo. Questi sono fatti in quella maniera qua. C'è lo staff medico. Penso sia solo un pestone. Ma non lo so, perché è andato giù, si è lamentato subito in maniera... il ginocchio, No, ci mancherebbe pure un altro. È andato a scusarsi il giocatore del Renate, non vediamo se Zanellato lo sta mandando a quel paese, lo ringrazia, non si è capito. Sono scontrati secchi proprio. Sì, ci teniamo il beneficio del dubbio sulla reazione. L'arbitro va a vedere il review, Ci siamo giocati la review, quindi. Per un probabile check, così, quindi rosso diretto. Dici? Se no perché sarebbero andati a vedere il check? Vabbè, sicuramente avere la superiorità numerica in questi ultimi minuti sarebbe oro colato. Per quello che è l'andazza non ma l'arbitro non ha visto niente? L'arbitro è 1 metro. Probabilmente vuole rivederla, non so. Vediamo se ci sarà un rosso diretto o meno. Intanto l'arbitro deve andare a placare anche gli animi. C'è Foschi che parla con il guardalinee. E del carro va a protestare. Viene detto anche qualcosa all'indirizzo dell'arbitro, non sappiamo. Sì, ma cosa c'hanno da protestare? Cioè, sta guardando il VAR, cosa c'ha da protestare? Non lo so. Ma perché gli dà fastidio che gli vanno dietro a guardare mentre lui sta guardando? Ma se l'hanno chiamato lo guardi, basta. Sì. Lui non deve guardare. Cioè, è lui, è Foschi che è lì dietro che gli rompe le balle, che deve togliersi. Sì, adesso sta parlando con i suoi, poi non so se andava lì a sbirciare qualcosina. Qualcuno spenga le luci, scrive Maurizio da casa. Dai, Foschi TAS, scrive Denis. Momenti di attesa. È una partita così oggi, no? Che va a sprazzi, quindi ci sono questi momenti. Tipo elettrica. Sì, elettrica, una partita elettrica mi piace. Quindi bisogna aspettare l'ennesima decisione dell'arbitro, rivediamo. Questo scontro di gioco. Sì, allora, vista così sembra uno scontro di gioco normale, però non vedo anche l'arbitro. L'arbitro è lì, Non so, secondo me l'abbiamo provata, ma non lo so. Secondo me non c'è nulla, vediamo. Non c'è niente, infatti sì. Non c'è niente. Abbiamo provato a buttarla lì in cacciare anche questa. Ma quante chiamate si possono fare? Due a tempo se le indovini. Se non le... Invece adesso abbiamo sbagliato, basta, mi sembra. Basta. Come primo tempo. Quindi ultimi minuti di questo match. Ma ci stiamo chiedendo, ma l'arbitro può andare di sua iniziativa a vedere... Che parata Furlan che salva il risultato. Sa Furlan, altro che oggi un po' più opaco del solito. Non perde un colpo questo giocatore. Ha riacceso i riflettori. No, se di sua iniziativa l'arbitro può andare a visionare il monitor, penso proprio di sì. No, dici? No, secondo me è solo su chiamata. Solo su chiamata? Sì, solo su chiamata credo sia l'FVS. Attenzione all'angolo. Il corner battuto da Mastro Monaco, la palla in mezzo, proverà il tiro dalla distanza. La risposta è sì, con Esposito. Viene ribattuto. Dongue però potrebbe, bravo di testa, potrebbe proseguire in contropiede, non ci riesce. Viene anticipato saliamo però. Dal Renate, in questo caso del Mastro Monaco sulla destra. 10 metri su sta palla, ma porco cane. Critta. Dai. Sì, Furlan, comunque io la voglio rivedere la parata di Furlan, ragazzi, perché ha un guizzo felino, si distende alla sua sinistra ed è fantastico. Non ho visto chi ha tirato. Adesso cerchiamo di capirlo. Su Anelli? Anelli, sì, bravo. Anelli. Sì.
Intanto si ferma il gioco per un momento in attesa che venga battuto il calcio di punizione dalla destra e c'è una bella mischia in area di rigore nei pressi. C'è Ndongwe diciamo come primo uomo davanti al battitore del Renate. Attenzione Mastro Monaco la prova a mettere in mezzo. Cioè comunque la riguardi ancora oggi, Furlan è il migliore in campo, cioè non c'è una partita. Questa è parata super. Sì. Non dico la facevi anche te, ma non dico che la facevi anche questa te. L'ultima? No, la parata? questa, no, quella di prima, no, assolutamente. Siamo riuscita. Intanto è stato assegnato il recupero dal quarto uomo e sono stati assegnati 5 minuti di recupero, si giocherà fino al 95esimo. Siamo al 90esimo minuto e 40 secondi. Teniamola. Critta. E secondo tempo del Lecco. Ndongwe prova a essere pericoloso in mezzo a due, protegge bene palla. Apri lì! Attenzione, si districa col pallone, però fortunatamente il Lecco riesce comunque ad ottenere la palla, il tiro alla distanza di Metlica. E Ndongwe che ha sprecato, ha voluto rientrare. Tiene troppo il pallone. Si continua in questo finale pieno di emozioni. Comunque già una partita comunque molto tirata, infatti siamo sullo 0-1 al momento. Copri. Più luci o più ombre in questa partita del Lecco? Giusto per giocare un po'. L'atteggiamento e il carattere per me è più luce. Intanto questo c'è un cambio, allora entra col numero 33 Lovisa ed esce Critta. Lovisa che non giocava da tanto tempo, giusto? Ha fatto qualche paio di spezzoncini. Sì, non ha avuto molto spazio con Valente fino ad ora. Anche se comunque è un giocatore comunque allora un giocatore che ha voluto lui. Sì, certo, infatti, proprio quello che stavo per dire. È un giocatore svizzero con nazionale. Oggi non è che mi abbia entusiasmato. Chi scusa? Critta? No, assolutamente. Sì, Lovisa è un giocatore svizzero, quindi con nazionale di Valente è stato proprio voluto da Valente. Quindi vedremo cosa potrà dare in questo finale di partita, in questi ultimi minuti. Marrone cerca di sbrogliare la minaccia, fortunatamente rimbalza sulla piede di Del Carro e quindi ci sarà rimessa per la formazione blu-celeste. Blu-celesti che anche oggi si stanno dimostrando davvero cinici, un po' come le ultime partite, perché... sì, ma soprattutto in trasferta sta cambiando veramente in maniera importante il trend. Sì, dopo 2 anni, no? Di attesa. Speriamo di non venire smentiti. Ecco. No, facciamo mancano 2 minuti, ma ci sarà punizione sulla 3 quarti per il Renate. Ma che fallo è? L'uomo girato? Ok, non dirò più nulla fino al 95esimo. Però, sono dai, ma cioè... È girato, è una palla che tanto non vai a prendere, lo tieni lì e basta. Può solo scaricarla, no? Se gli vai addosso con le mani fai fallo, sempre. Certo. Tanto ci sarà questo calcio di punizione sulla 3 quarti dalla sinistra per il Renate, sempre Ndongwe Guardingo, diciamo il giocatore blu-celeste più vicino alla palla. Viene calciato il pallone e la parata ancora di Furlan. Però qui è facile. Queste punizioni sono punizioni che non devi prendere, qua rischiare di prendere gol un minuto dalla fine su una palla, dai, sulla 3 quarti con l'uomo girato. Denis ci saluta, ciao Denis. Fallo qui, fallo e giallo. E arriva il giallo per Mastro Monaco? Sì. Giusto. Sì, col 72, sei proprio Mastro Monaco. Mettila sul calcio d'angolo, stai là. Lovisa sul pallone. Per un momento concede il calcio di punizione a Romani. Romani la lancia lunga verso Sipos la prova a mettere in mezzo dalla sinistra. Si prende un angolo però. Benissimo. Tutto quello che doveva fare perché manca un minuto, no, mancano 20 secondi.
Mancano 20 secondi, ragazzi. Potrebbe essere l'ultimo lampo. Se sono bravi adesso match. a muoverla e non a batterla, ancora meglio. Uno vicino che arriva. Sì, poi gli darà 30 secondi in più che hanno fatto il cambio. Devi muovere, bravo. Sì. Ecco sì, pronto a proteggere la sfera in questa fase finale di gara. Perde però la palla, bisogna tenerla lì. Fallo lì, va bene. 95-13. Lancia lungo nobile. Colpo di testa sicuro di Romani. Fa giocare ancora? Però attenzione, Nenè avanza palla al piede. Non far fallo. La smista all'indietro verso. Ma non finisce ancora sta partita. Tanco! Bravissimo! La butta nello spazio del bosco! Nel fantabosco di Meda e poi finisce qui! No, non è ancora finita? O no? Sì, è finita! È finita! Lecco batte Renate 1-0 nel fantabosco di Meda, una partita che è lunghissima, che ci ha raccontato tante emozioni e una vittoria importantissima perché continuiamo la corsa al secondo posto. Intanto cosa sta facendo l'arbitro? Va a vedere una review ancora? Cosa vai a vedere? Che si sono scontrati due giocatori del Lecco. Ma come? Va a vedere... E per non farci mancare niente, finale col brivido di una review. Chi l'ha chiamata? Noi non possiamo chiamarla, suppongo. Aurelietto parla e va alla review comunque, non so. La giocata finale del Renate sarà proprio usare questo supporto tecnologico e vedere se non c'è qualche irregolarità. Infatti adesso l'arbitro va a controllare. No, non c'è niente. Angelillo. Non si capisce. Di Nola. Sei ridicolo. Qui non le proteste. Cosa stia... Finale. Sì, no, ma non c'è niente, secondo me. Non so. Sì, è stata provata un po' sta giocata un po' così. Jolly, provano a pescare il jolly. La carta della disperazione. Ma così la buttano in cacciara. Vai a vedere se è successo qualcosa in area. Allora, su quel pallone si scontrano due giocatori del Lecco, poi Tanco va a spazzare. Sì. Ma se un evento è finito, uno non può neanche chiamare l'SUF lì, che come cavolo si chiama? Se è finito è finito. Ha chiamato un attimo prima che fischiava. No, ha finito ha chiamato dopo, perché è finito, ha chiamato dopo. Vediamo l'azione. Si sono scontrati tra di Te l'ho loro. detto, l'ho vista bene, si sono scontrati due giocatori del Lecco, poi Tanco spazza. Però non c'è nulla, cioè vabbè, l'hanno buttata, ci provano ragazzi, ci provano, perdono, ci provano. Ci sta quasi, no? Probabilmente l'avremmo fatto anche noi, la provi. Però non c'è nulla sicuramente in questa situazione, quindi il Lecco probabilmente trova un'altra vittoria in trasferta, come dicevi giustamente. Vediamo il verdetto ufficiale. Non c'è nulla. Si è chiusa la partita. Non c'è nulla, allora tornate nel bosco a cercare le more, perché noi torniamo a Lecco con i 3 punti. Una vittoria pesantissima contro l'ex Luciano Foschi e il suo Renate. Tra poco Fausto ci connette con Benedetta, andiamo a fare luce su quanto è successo in questa partita che ci ha tenuti avvinti davanti. Sì, però questa nel secondo tempo non può essere neanche considerata una partita di calcio. Sì, è successo un po' di tutto. Poi le luci che vanno, questi che chiedono, questi che protestano, vanno dietro. Ma che cos'è? Che spettacolo è? Non ci siamo fatti mancare nulla in questa partita, lo dobbiamo dire. Però 3 punti pesanti perché confermano, come dicevi tu Davide, il trend esterno. Intanto mentre andiamo da Benedetta vorrei proprio che chiudiamo già noi, poi sentiamo Benny. Questo passo alla trasferta ci fa ben sperare, no? Assolutamente, stiamo mantenendo un passo veramente fantastico. Lecco mantiene comunque le zone alte nonostante la sconfitta, comunque la prima sconfitta stagionale che è arrivata con un avversario di tutto rispetto, quindi sono veramente ottime le prestazioni che sta fornendo il Lecco da vari punti di vista. In questo caso diciamo che è stata una partita molto maschia nel secondo tempo e è stato un po' diverso da quello che si è visto un po' nel primo. Assolutamente. Ecco Benedetta. Benny, mi senti? Sì, ciao. Ciao. Allora, partita in cui è successo veramente di tutto. Fausto diceva della regia, una partita difficile definire il secondo tempo, però 3 punti ce li prendiamo pesantissimi. Sì, esatto, alla fine ciò che conta è solo quello, la vittoria, che è una vittoria anche meritata, ti direi, però davvero una partita infinita. Il secondo tempo oserei dire che quasi non si è giocato, nel senso
poco di concreto di cui parlare, secondo me, perché sì, Lecco ha resistito, non ha, insomma, ha continuato secondo me a giocare sulla falsariga del primo tempo. Non ha brillato particolarmente, però ha tenuto botta, ha portato a casa questo risultato. Però ecco, non starei troppo a parlare di moduli e di scelte, perché secondo me davvero a un certo punto si è proprio perso un po' di vista anche quello che bisognava fare per rendere la partita magari un po' più anche divertente, perché alla fine contava solo vincerla. Assolutamente, sostanzialmente portare a casa quel risultato che era maturato prima dell'interruzione. E come hai visto, comunque, cioè, la squadra io credo che abbia gestito bene tutti gli eventi che sono successi, gli episodi, no? Dal punto di vista mentale ha dimostrato di essere sul pezzo in maniera importante. Certo. No, quello è vero, soprattutto perché comunque non dimentichiamolo che si arrivava da una sconfitta, in uno scontro diretto, quindi comunque c'è anche la curiosità di capire come la squadra avrebbe reagito alla prima sconfitta stagionale. E devo dire che alla fine appunto il risultato premia Valente, le sue scelte, il lavoro settimanale, quindi veramente tanto di cappello e ci portiamo a casa 3 punti importanti, quindi assolutamente. Allora grazie, bene, ti lasciamo lì ai tuoi impegni in sala stampa, poi ci sentiamo dopo. A dopo. Ciao Benny, grazie. Ciao. E buon rientro. Mister, chiudiamo con te. Si passa anche attraverso queste partite, no? Una maturazione della squadra, no? La gestione degli episodi. Una partita importante, non bellissima, una partita operaia che comunque ha dimostrato con quella solidità delle scelte del mister. Una partita dove sei riuscito con il minimo a portare fuori 3 punti, con una squadra abbastanza rimaneggiata, soprattutto dietro, e poi abbiamo un portiere che è fuori categoria, perché dobbiamo riconoscere anche questo. Assolutamente. E poi lo spirito di sacrificio della squadra secondo me è la cosa più bella di oggi. La squadra ha saputo soffrire, ci è mancato il 2-0 per poco con Frigerio, che lì avrebbe un attimino chiuso prima la partita, però noi molto probabilmente in questo momento nella sofferenza ci esaltiamo, riusciamo a tirar fuori veramente qualcosa in più che molto probabilmente è dentro nello spogliatoio, lì è la forza del gruppo. E probabilmente anche di Valente. Chi entra gioca, di Valente sicuramente, chi entra gioca dal massimo, vedi che proprio c'è la squadra. E allora siamo in chiusura, io vado a ringraziare Davide Olivieri, grazie Davide. Grazie a voi. Grazie a mister Giulio Invernizzi, Grazie a te, ti ritroviamo lunedì per lunedì. Certo. Grazie a Fausto Riva in regia e a Paolo, grazie a tutti ai nostri amici che ci hanno seguito da casa. Torniamo domenica prossima alle 20:30 per raccontarvi il prossimo match che vedrà opposto il Lecco. Ragazzi, mi sta sfuggendo in questo momento? Arzignano. Ok, Lecco Arzignano domenica prossima alle 20:30. Grazie per essere stati con noi, buona domenica. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.